30 secondi di anticipo. Sardinia Tourism Call to Action, 4 incontri formativi dedicati agli operatori, alle istituzioni e ai professionisti del turismo per sviluppare competenze su comunicazione, analisi dei dati, innovazione e vendita. Iscriviti su geasa.it all'incontro del 30 novembre sul tema Come innovare, promosso da Assessorato regionale del turismo e Aeroporto di Olbia. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie della partecipazione anche agli istituti superiori del FENU e Panedda. Benvenuti a tutti alla terza edizione del Sardinia Tourism Call to Action e soprattutto benvenuti intanto ai nostri rappresentanti del comitato scientifico, il professor Antonio Usai alla mia destra e ancora più a destra, ma non politicamente, credo Gianfranco, da questo punto di vista, non all'estrema destra, diciamo Gianfranco Fancello, professore di economia trasporti, l'Università Logistica, l'Università di Cagliari. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Terzo appuntamento del Call to Action, ringraziamo la Regione Sardegna e l'Assessorato del Turismo per averci supportato anche quest'anno in queste iniziative. Oggi parleremo di innovazione, lo facciamo con degli ospiti molto illustri, con un programma molto articolato che comincia fra qualche istante e andrà avanti sino al pomeriggio inoltrato. Abbiamo un parterre di relatori molto interessante. L'obiettivo di oggi è quello di toccare sostanzialmente due temi in particolare. Il primo è quello delle start-up, quindi aziende che nascono dal nulla, diciamo, che possono essere di giovani, meno giovani, uomini, donne, ragazzi, studenti, con idee imprenditoriali che possono prendere le ali e diventare impresa. Il secondo aspetto che invece vogliamo considerare oggi è quello delle spin-off, che sono sostanzialmente delle piccole start-up ma che si sviluppano all'interno delle aziende, quindi aziende che scelgono di prendere un'area di business, farla diventare un ramo d'azienda o una realtà diversa, diversificata oppure correlata in qualche modo all'attività principale. Quindi l'obiettivo ambizioso è quello di ragionare su questi due temi e lo facciamo appunto con una serie di ospiti importanti. Antonio, raccontaci di chi parliamo. La giornata è particolarmente interessante, non soltanto per il tema, l'innovazione ormai è sulla bocca di tutti, ma dobbiamo riuscire a trasformarla in percorsi operativi, e quello dico ai tanti ragazzi presenti. Oggi parleremo con professionisti del settore, con rappresentanti delle istituzioni, di come trasformare un'idea di impresa in spin-off, come diceva Lucio, piuttosto che start-up. E allora chi meglio dei nostri ospiti? E avremo nell'ordine il prorettore dell'Università degli Studi di Sassari, che ha seguito in prima persona lo sviluppo del PNRR, che ha consentito a Sassari di avere una dotazione finanziaria importante per la gestione di un hub che si rivolge proprio all'innovazione applicata al trasferimento tecnologico. Insieme a lui il responsabile dello SPOC Turismo e Beni Culturali, il professor Francesco Morandi, di Casa d'Olbia, perché è uno dei fondatori del Polo Universitario di Olbia, dove ci troviamo oggi, ed ha sempre impegnato in prima linea per il turismo, prima come assessore e poi nella sua attività universitaria e professionale. E poi avremo con noi un ospite illustre che è il professor Paolo Dario, professore emerito della Scuola Sant'Anna di Pisa e direttore scientifico di Artes 4.0, il Competence Center nazionale, il cui obiettivo è quello di trasformare le idee e le prerogative di ricerca alle università in percorsi pratici, concreti, che devono portare alla creazione di imprese e al miglioramento dei processi di innovazione delle imprese esistenti. Per cui già il primo blocco ci regalerà delle informazioni importanti che tutti noi potremo mettere in pratica, e lo dico in particolare, oltre che ai ragazzi, agli amici imprenditori presenti e collegati con noi online. Daremo le informazioni per poter affrontare in modo costruttivo le opportunità che ci verranno offerte dai prossimi bandi in pubblicazione, che riguarderanno non soltanto il PNRR, ma, come ci informerà Paolo Dario, anche tante altre opportunità che riguardano il mercato nazionale, con un particolare approfondimento sulla Sardegna e su Olbia. E poi avremo tanti altri professionisti con noi. Nicola Farronato, che nelle sue diverse esperienze a livello internazionale ci regalerà dei modelli di sviluppo delle start-up, parlandoci anche di un concetto totalmente nuovo, le città start-up. Questo concetto che ci deve portare ad avere un trade union tra l'attività economica, la capacità di innovare e i percorsi di crescita, quello di cui parliamo da diverso tempo e che oggi finalmente diventa realtà. E
E poi ancora altri interventi, l'altro componente del comitato scientifico, il nostro Joseph, che ci parlerà come sempre di evoluzione del sistema e di come l'innovazione impatta nel sistema turistico, per poi avere una scaletta importante durante tutto il pomeriggio con altri relatori appartenenti prevalentemente al mondo dell'impresa, oltre che rappresentanti di quegli enti che insieme a noi stanno coltivando l'idea di innovazione e ci aiutano a proiettare queste idee nel futuro. Chiuderemo con una tavola rotonda coordinata dalla collega dell'Università di Cagliari, Francesca Caviddu, che metterà in luce le particolarità di alcune start-up che negli ultimi anni sono state molto performanti, sia start-up regionali che start-up nazionali. Quindi Lucio, direi che vale la pena di seguirci, sarà una maratona che ci accompagnerà tutto il giorno, ma evidentemente gli strumenti a disposizione sono talmente tanti che sicuramente ne potremo beneficiare tutti insieme. Gianfranco, abbiamo dimenticato qualcuno? No, anche perché poi il programma lo conoscete. Buongiorno a tutti. Intanto nel ricordare che siamo in diretta anche sul canale YouTube e siamo in diretta anche sul sito della GEASAR, e quindi abbiamo anche una pluralità di piattaforme sulle quali seguire la conferenza, quindi gli incontri e quindi trarre maggiori spunti. È importante che cosa? Stasera avremo una premiazione, Francesca Caviddu, la professoressa Caviddu premierà alcune delle start-up che si sono maggiormente distinte su alcune tematiche interessanti legate all'innovazione, quindi sarà anche il modo per capire come alcuni ragazzi che magari qualche anno fa in incontri simili stavano da quella parte, poi dopo sono diventati piccoli imprenditori e poi hanno iniziato a crescere, perché l'innovazione, molti di noi pensano che l'innovazione sia sempre legata ai grandi laboratori, alle grandi azioni. L'innovazione significa soprattutto avere un'idea sulla quale crediamo, sulla quale possiamo pensare di poter investire tempo, denaro, risorse e soprattutto passione, e poi poterla mettere in pratica. Quindi l'invito che facciamo a tutti gli studenti, sono molto contento che ci siano tanti ragazzi oggi qui a seguire, è proprio quella di capire, di innamorarsi di un'idea e di poterla perseguire fino in fondo. E quindi oggi anche la premiazione di stasera sarà il risultato di questo percorso. Col vantaggio di avere tanti fondi disponibili tra PNRR e altre iniziative, mai come in questo periodo si hanno più fondi che idee. Assolutamente. Allora, a maggior ragione dobbiamo beneficiare. Non rubiamo tempo ai nostri relatori e diamo spazio alla prima tavola rotonda che coordinerà il professor Usai. Okay. Grazie Lucio, chiediamo al professor Dario, al professor Morandi e al professor Serra di raggiungerci qua al tavolo dei relatori. Grazie. Vedete già questa schieriamo dei pezzi dei 90 dell'innovazione e del mondo universitario. E l'università in questo momento è chiamata non soltanto a supportare questo processo di innovazione, ma anche a sostenere le idee, e non sempre le due cose vanno di pari passo, perché la ricerca ci ha insegnato che molte volte, in particolare la ricerca di base, difficilmente o in rari casi arriva sul mercato. Qua invece stiamo cercando proprio di inaugurare un nuovo modello, e lo facciamo con chi è in prima linea sul trasferimento tecnologico, sia per impegno professionale ma particolarmente per impegno personale. E allora, prima di dare spazio alle relazioni, perché i nostri ospiti hanno diverse relazioni, inizierei con alcune battute. Inizierei da Pier Andrea Serra. Ok. Allora, iniziamo con il professor Dario. Paolo, tanto grazie per essere con noi. Nei tuoi tanti impegni, lunedì eri a Dubai, sei impegnato a livello mondiale con i tanti laboratori, però per noi era importante avere dalla tua viva voce una visione nazionale anche collegata alle opportunità. Competence Center Artex 4.0, almeno una prima battuta prima di avviare la presentazione. Sì, volentieri. Allora, a parte che ovviamente sono onorato ed è per me un grande piacere parlare ai colleghi, ma anche a voi ragazzi. È vero quello che ha detto il professor Usai, cioè che mai ci sono state tante risorse disponibili per promuovere buone idee e innovazione. Secondo me è un punto di partenza importante. Io oramai un po' di anni li ho e non ho mai visto una cosa del genere, quindi è un'occasione assolutamente da non sprecare per cambiare le vostre vite e anche quello che è il futuro del paese. E voi, in particolare i ragazzi, ma non solo i ragazzi, chiaramente potete essere protagonisti, perché l'innovazione è il futuro, la conoscenza è il futuro, e quindi coniugare questi due aspetti, la conoscenza, che poi è quello che molti di voi stanno acquisendo
studiato, e la capacità di trasformare questa conoscenza non soltanto come è avvenuto sempre in passato, lavorando per altri, ma magari lavorando voi da protagonisti e con uno spirito innovativo che soprattutto voi giovani potete avere, no? Quello di cambiare le cose, partendo dalla tecnologia, ma in realtà spesso è cambiare le cose, quindi per esempio prendersi cura dell'ambiente realmente. Sono delle occasioni che ora voi avete, noi abbiamo, e che è davvero il momento di utilizzare bene. Grazie Paolo, continuiamo con le prime battute. Pier Andrea, sei microfonato? Sì, ho un microfono, non so se mi sentiate, ma alzo la voce a lei. Mi sentite Sì. in fondo? No? Però stiamo risolvendo, sì. Qua la lucina c'è. Eccoci qua, e questo è il bello della diretta, ci dobbiamo gestire con piccoli problemi. Pier Andrea, Università di Sassari, portiamo i saluti al magnifico rettore che oggi non è con noi per un impegno istituzionale importante last minute, però evidentemente sei una delle persone più qualificate e può parlare di PNRR. Allora, buongiorno a tutti. Il magnifico rettore, professor Gavino Mariotti, vi saluta, non è potuto venire e mi ha incaricato di portare ovviamente oltre i suoi saluti anche quello che è l'impegno dell'Università di Sassari nel contesto del PNRR, in particolare in un progetto che ci ha visto protagonisti, perché l'abbiamo presentato noi come università, che è un ecosistema per l'innovazione. Un ecosistema è un insieme di azioni sul territorio di tutta l'isola, con anche particolare riguardo in alcuni contesti, e questo è uno di questi contesti, per cercare di realizzare alcune transazioni. Si parla di transazione digitale, ecologica, energetica. Pensate all'importanza di questi aspetti attraverso l'innovazione. Ora, l'importanza, questo progetto, per intenderci, raccoglie all'interno probabilmente un insieme di ricercatori, sono circa 500 da tutta l'isola, e gli aiuti è un progetto da 150 milioni di euro e gli aiuti sono per circa 120 milioni di euro che siamo costretti a investire, a spendere in 3 anni. Quindi il conto alla rovescia per noi è già iniziato e i protagonisti di queste azioni saranno le piccole e medie imprese come beneficiari finali, ma anche altre imprese che dovranno aiutarci per fare arrivare queste transazioni poi al territorio, perché ci interessa da questo punto di vista quello che abbiamo inquadrato in questo progetto è un insieme di politiche sul territorio che vanno dai trasporti all'energia, alla finanza, alla salute, al turismo, ne parlerà il professor Morandi in modo molto preciso dopo, in cui i protagonisti devono essere le nuove generazioni. E gli indicatori di impatto economico, sociale e culturale di questo progetto si valuteranno anche ad esempio col numero di start-up che riusciremo a far nascere, ad incubare e a portare avanti attraverso un trasferimento tecnologico che accompagnerà questo processo. Quindi attraverso anche i cosiddetti bandi a cascata, perché il 40% di queste risorse sarà destinato appunto alle imprese che dovranno aiutare l'ecosistema a realizzare queste transazioni del territorio, sono destinato appunto a chi vorrà fare imprenditoria e ai giovani in particolare, perché ricordatevi che Next Generation EU è il sottotitolo, ma dovrebbe essere veramente la cosa più importante da mettere sopra. E in questo progetto proprio ai giovani abbiamo pensato anche alle particolari difficoltà ad esempio delle zone interne, ma anche al ruolo che hanno degli hub come questo, Olbia il territorio, per valorizzare l'intero territorio della nostra regione. E quindi diciamo che l'abbiamo concepito quasi come un nuovo piano di rinascita, una sorta di policy mix l'abbiamo definito, non un investimento in un solo contesto, ma sono 10 i pilastri di questo progetto e la commissione di esperti europei che l'ha valutato, in particolare il presidente del Regno Unito,
ha detto siete fortunati, questo l'ha detto al Ministero, sia al MUR che al MEF, perché quando abbiamo fatto la negoziazione, perché un progetto come questo lo vorremmo avere anche noi nel Regno Unito, giusto per dirvi come è stato preso molto positivamente. Il problema è che siamo in Italia e che, come si dice, mettere a terra una massa di risorse così importanti è una sfida amministrativa per il sistema. Noi ce la metteremo tutta, ma ci serve il vostro aiuto. E ragazzi, dico, i prossimi 3 anni saranno importantissimi per il futuro di questo territorio e anche per il vostro futuro al quale siete chiamati a contribuire. Grazie. Grazie Pierandrea. Francesco, una battuta prima di iniziare le relazioni. SPOC turismo e beni culturali. Prepariamoci, perché sul turismo abbiamo tanto da dire e anche tanti fondi da... Sul turismo abbiamo tantissimi fondi da investire, soprattutto a beneficio delle imprese, di chi vorrà fare nuove imprese. Parliamo, ne accennava prima Pierandrea, di circa 14 milioni e mezzo, la maggior parte dei quali sarà destinata direttamente a finanziare progetti di sviluppo per le imprese turistiche dei beni culturali esistenti e per nuove imprese legate al turismo e beni culturali. Credo che dentro un'infrastruttura come quella di oggi, infrastruttura di trasporti, si capisca molto bene cosa vuol dire innovare. Non si era mai visto, credo che sia un caso forse unico in Italia, un aeroporto che innova la sua capacità di rispondere alle esigenze del territorio ospitando un corso di laurea, ospitando vari corsi di laurea, ospitando convegni, ospitando attività di formazione, ospitando ragazzi, ospitando delle nuove attività imprenditoriali. L'esempio di innovazione è molto chiaro, penso che da qui tutti insieme possiamo partire con un po' di risorse e soprattutto con molta intelligenza, o con il tentativo di mettere a disposizione della realtà sociale ed economica la nostra intelligenza, possiamo partire per fare veramente cose nuove e molto interessanti. Ha detto molto bene Pierandrea Serra poco fa che abbiamo una grande opportunità, è il momento delle grandi opportunità, lo diceva Paolo in apertura. Credo che chi ha la responsabilità un po' di cogliere queste opportunità siamo, diciamo, in parte noi che abbiamo una certa età per proporle, ma soprattutto chi ci ascolta oggi, per poter approfittare delle occasioni che oggi verranno presentate, che si presenteranno nei prossimi 3 anni, per cambiare veramente la struttura economico-sociale di questo territorio. Poi vedremo meglio come si può fare materialmente nel turismo e come si può fare materialmente anche in altri comparti legati al turismo, facendo bene per chi già opera e facendo cose nuove, anche completamente nuove, anche molto fantasiose e anche molto divertenti per chi invece è interessato a impegnarsi per il futuro. Allora, grazie Francesco. Prima di approfondire le dinamiche dello SPOC dell'Università di Sassari, Paolo, grande effetto attesa, Artes 4.0, Competence Center, che cos'è e che cosa possiamo fare in Sardegna? Ma lo vediamo magari con riferimento alle slide che ho preparato. Facciamo andare le slide dalla regia, Paolo Dario. Dunque, inizio, se mi sentite, io inizio presentandomi. Io sono un professore della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, mi sono sempre occupato di robotica, però quella si chiama biorobotica, che vuol dire robotica bio-ispirata, per esempio agli animali o all'uomo, e bio-applicata, cioè applicata al benessere dell'uomo, e non solo dell'uomo, perché in realtà il benessere dell'uomo è legato anche al benessere dell'ambiente in cui l'uomo vive. E poi c'è un altro elemento importante in questo, è che l'innovazione si può fare solo partendo dalla conoscenza. Cioè, anche per anni si è pensato, no, che l'innovazione fosse qualcosa che si impara su manuali o libretti di istruzione. Non è così. L'innovazione la fanno gli innovatori, per cui è fondamentale per passare a quella che è la nuova società in cui noi già viviamo e voi ragazzi vivrete, che è una società basata sulla conoscenza, imparare tanto. Basta con le stupidaggini che dicono studiare non serve a niente, è proprio il momento in cui studiare serve a tutto. Quindi abbiate fiducia, investite nella conoscenza, perché è quella che davvero genera e genererà il futuro. Io spero di riuscire a... un po' come siamo messi. Vediamo quali sono le istruzioni. Ma intanto torno indietro un attimo. Sì. Allora, oggi siamo nell'era della quarta rivoluzione industriale. Che cos'è la quarta rivoluzione industriale? È quella che viene dopo la prima
La prima rivoluzione industriale è quella che portò alle macchine, quindi il vapore, la meccanica e l'industria, se volete, del secolo scorso e anche il secolo precedente. Dopodiché arrivò l'elettricità, che è stata l'origine della seconda grande rivoluzione industriale. Illuminare il mondo o rendere possibile azionare macchine e impianti usando l'energia elettrica è stata la seconda grande rivoluzione industriale. La terza è stata quella dell'elettronica, quindi che poi ha portato chiaramente allo sviluppo dei computer, ma non solo di quello, in realtà della meccatronica, della stessa robotica. Oggi siamo nella quarta rivoluzione industriale, che è quella della connessione, cioè tutti i nostri sistemi, compresi i nostri cellulari, sono connessi, quindi il web l'internet delle cose, il fatto che il mondo è popolato di oggetti capaci di sentire e di agire, come robot per esempio, ma in realtà come sensori, connessi fra loro. Quindi questa è la quarta rivoluzione industriale che sta dando origine a applicazioni incredibili in tutti i settori, è superfluo dire, perché soprattutto i giovani di queste cose sono attori. È un grande mercato che impatta su tutto, sul mondo per esempio dell'industria ovviamente, ma il mondo della pubblica amministrazione, dei servizi, del turismo, e quindi è uno strumento fondamentale. Il governo italiano dell'epoca, il Ministero, Mise, partendo da questa analisi decise alla fine degli anni 2018-19 così, di lanciare un piano industriale proprio sulle tecnologie Industria 4.0, facendo riferimento e cercando di superare quelli che erano dei modelli ritenuti quasi inavvicinabili, perché in Italia l'innovazione era generata in un modo, come dire, abbastanza imprevedibile, ciascun attore per conto proprio, le università, ma le imprese, alcuni centri, mentre invece per esempio in Germania, ma anche in Finlandia, in Olanda, in Francia c'erano dei sistemi di trasferimento tecnologico, come si dice, quindi trasferimento della conoscenza, che ripeto è la base di tutto, verso le imprese, verso le pubbliche amministrazioni e così via. Spero che si è ripiantato. Grazie. Questa è una figura divertente, no? Perché fa vedere che cos'è la Valle della Morte. La Valle della Morte non è altro che quel burrone, quel precipizio in cui molto spesso precipitano le buone idee generate per esempio dalla ricerca, che non arrivano a diventare il mercato e la ricchezza. Guardate, questo è un punto fondamentale, cioè perché in certi paesi si sono sviluppate imprese che poi tutti voi alimentate, tutti noi, usando i loro prodotti, non faccio nomi ma sono fin troppo chiari, per esempio negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, ma in realtà in molti altri paesi, perché è molto efficace il passaggio fra l'idea e la realizzazione, cioè la trasformazione di una buona idea in un prodotto. In Italia, non solo in Italia, c'è da dire, un problema abbastanza europeo, molte buone idee restano su una delle due parti di questo precipizio, quasi pronte ad andare dall'altra parte. Alcune passano, vedete, attraverso un ponte tibetano, molti cadono, vedete sul fondo ci sono un po' di scheletri, sono buone idee che sono finite male. Allora il punto è come si può riuscire a favorire, invece a evitare che questo sistema, questo fenomeno ovviamente che noi vogliamo evitare avvenga. Allora
il piano nazionale ha previsto due Industria 4.0, due iniziative, cosiddetti Digital Innovation Hub, che hanno lo scopo di favorire l'informazione soprattutto alle imprese, e i Competence Center, che hanno proprio la missione invece di favorire, lavorando con le imprese da vicino, questo trasferimento di conoscenza da dove questa conoscenza viene generata. E la conoscenza viene generata soprattutto nelle università, nei centri di ricerca, ma anche in molte imprese che generano innovazione e conoscenza, e possa venire trasferita verso le buone idee, che sono idee di altre imprese oppure sono idee di nuove imprese che vogliono crescere. 8 centri di competenza sono stati finanziati, qui li vedete. Artes, che è quello coordinato dalla Scuola Superiore di Sant'Anna, ma a cui partecipano una serie di attori, fra cui l'Università di Sassari, ha come obiettivo quello di lavorare sul tema della robotica, automazione, intelligenza artificiale, perché il Ministero decise che questi 8 centri di competenza avessero ognuno una specializzazione, quella che si chiama Signature Technology, che non facessero tutto, ma fossero specializzate in alcune delle tecnologie. Noi, ed è un po', se volete, l'introduzione che ho fatto, partiamo da una conoscenza sulla robotica e sulle tecnologie ad essa collegate. Questo è quella che si chiama value proposition, quindi rivedete la missione, quindi l'idea è questa di favorire questa innovazione. Mi soffermo su una parola mentre magari leggete il resto che potete fare da soli. Guidata dalla scienza. Guardate, questo è un tema innovativo, lo dico anche ai colleghi che si occupano di innovazione, no? Quello che fa Artes la chiamiamo Science Driven Innovation. Io sono profondamente convinto. Prendiamo un esempio. Allora, alcuni di voi conoscono, forse no, molti di voi conoscono come funziona oggi l'illuminazione. Considerate una macchina moderna, una moto moderna. Io sono appassionato di moto, per cui conosco bene. Avete visto come i grandi fari che venivano usati prima sono diventati faretti sempre più piccoli, che fra l'altro consentono anche di cambiare l'aerodinamica dell'automobile o della moto. Questo è dovuto a una scoperta scientifica, non a una mera innovazione. Fu scoperto il laser blu, che invece il laser blu, come sapete, era impossibile da generare. C'era quello rosso, c'era quello verde, quello blu non c'era. E voi sapete invece RGB, red, green, blue, è quella che compone la luce bianca. Bene? La scoperta scientifica che ha portato a tre giapponesi ad avere il premio Nobel ha portato a questa innovazione radicale. Quindi oggi, scusate, puzzo un po' d'acqua. Grazie. Per cui oggi la luce bianca, quella che vediamo nei fari, ma anche in questi sistemi di illuminazione, è basata su questa scoperta. Quindi l'innovazione viene spesso generata dalla scoperta scientifica. Ecco perché dico guai a pensare che la scienza non serva. Che cosa fa Artes? È presente in 7 regioni, fra cui la Sardegna, ha 127 soci, fra cui 13 organismi di ricerca di altissima qualità, che sono quelli che forniscono la conoscenza, tipo il LED blu, se volete. C'è la Scuola Normale Superiore di Pisa fra questi partner, quindi se volete il top della ricerca di base, perché noi riteniamo appunto che l'innovazione vera, profonda, quella che si chiama radicale, richieda scoperte e capacità di fare ricerca fondamentale. Qui a Olbia so che sta per essere realizzato un nuovo polo, un incubatore, che potrà diventare una sede fisica
per molte start-up che potrebbero partire fra poco. Bene, a Pontedera noi stiamo facendo una cosa simile, cioè quello che abbiamo chiamato Atelier della robotica, dove verranno ospitati per Artes 4.0 3 tipologie di iniziative. Una, piattaforme robotiche di automazione che possono servire alle imprese a sperimentare nuove idee prima di investire. La seconda è relativa ai maker ed è una cosa che a voi ragazzi non può che suscitare entusiasmo, perché stiamo parlando di disegnare e realizzare cose fantastiche come ovviamente oggetti stampati in 3D, droni, nuovi effetti speciali visivi, sonori, nuovi spettacoli basati per esempio su animazione o robotica, nuovi costumi anche per il futuro, quindi una serie di attività creative proprio per promuovere idee che possono diventare start-up. Come dicevo, abbiamo 13 sedi operative, perché l'idea è proprio quella di essere presenti vicino ai bisogni del territorio, ed è la ragione per cui sono qui con grande piacere, sono a parlare a voi, perché voi siete uno, diciamo, dei macronodi di Artes, e la Sardegna, in particolare Sassari, ha questo ruolo di vicinanza alle imprese. Sassari è specializzata, il macronodo, in una serie di attività che vedete riassunte qui. Non si parla di manifattura, perché industria o impresa 4.0 non è solo manifattura, ma è uso delle tecnologie 4.0, quindi la connessione, l'intelligenza distribuita, la sensorizzazione distribuita, l'attuazione distribuita, in ambiti come per esempio l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, appunto, le scienze della vita, l'energia e altro ancora. Quindi non pensate, lo so che non lo pensate, che si parli solo di manifatturiero, perché l'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa, uno dei più grandi del mondo, ma in realtà fa tantissime altre cose, e la Sardegna è un esempio bellissimo di quante cose ci siano, si possono fare, si possono migliorare grazie a questo. Che cosa fa Artes? Partendo da una serie di competenze si rivolge a settori economici come il manifatturiero sicuramente, ma appunto l'energia, l'agricoltura, la sanità, l'artigianato e il turismo, proponendo essenzialmente una serie di azioni che vedete qui: orientamento, informare, cosa si può fare, formazione, corsi di formazione, ricerca e innovazione quando occorre, ricerca dei finanziamenti e, come dicevo, questa iniziativa Test Before Invest, che è molto importante. Questi tra l'altro sono i meccanismi con cui questo avviene, quindi c'è uno scambio fra i partner di Artes e le imprese utilizzatrici. Test Before Invest è una parola che l'Unione Europea sta usando molto in questo momento, perché le imprese prima di investire, sapete che l'investimento ovviamente richiede sforzi notevoli, è un impegno importantissimo, possono sperimentare presso delle infrastrutture attrezzate l'innovazione che intendono fare, sperimentarle insieme. È molto bella questa idea di collaborare fra i ricercatori delle università e dei centri di ricerca di Artes, i ricercatori di Artes, i ricercatori o comunque il personale delle imprese fornitrici di componenti e gli utilizzatori, che lavorano insieme, mettono a punto soluzioni e poi decidono se vale la pena investire oppure no. Test Before Invest si chiama, un'iniziativa molto importante. Tutto questo viene fatto attraverso o grazie a una serie di laboratori. Qui in Sardegna ce ne sono 8 che hanno questa caratteristica, questo utilizzo che si prevede di realizzare appieno nei prossimi anni, anche grazie al PNRR, come si diceva, in vari settori. Quindi siamo pronti per fare questo. Artes, mi avvio alla conclusione, ha bandito una serie di finanziamenti
per buone idee di innovazione. Sono stati fatti 3 bandi, fra l'altro dalla Sardegna sono arrivate 3 proposte, molto di più si può fare evidentemente, qui vedete la distribuzione geografica, 3,5 milioni di euro, le proposte, 330 proposte ricevute, sono state selezionate e un certo numero, sfortunatamente poco perché non era possibile finanziarle tutte, ma sono state 26, sono state finanziate. E qui vedete che cosa è uscito da questo finanziamento, quindi sono uscite una serie di realizzazioni quasi vicino ad essere prodotti in vari settori, che sono essenzialmente utilizzando la robotica, l'intelligenza artificiale, tecnologie, diciamo, il web, il digitale, eccetera, i materiali, ma guidate dalle imprese per arrivare vicino al mercato, quindi fondi per fare questo. E non solo questo, insieme a INAIL, voi sapete l'INAIL è l'Istituto Nazionale per l'Assistenza alle persone che hanno subito incidenti sul lavoro, ha deciso di bandire insieme ad Artes un bando rivolto a idee sulla sicurezza sul lavoro. Io credo che questo sia uno dei grandi problemi dell'Italia. Io mi auguro che soprattutto voi giovani lo sentiate con grande urgenza. Se voi leggete e vedete cosa succede, ogni giorno ci sono incidenti sul lavoro. Noi vogliamo che non ce ne siano più e si può intervenire in vario modo, ovviamente, corsi di formazione, misure, ma la tecnologia può aiutare tantissimo. Immaginate tecnologie indossabili, per esempio, no? Che si possono usare per fare magari videogiochi o vivere nel metaverso, cose del genere, ma in realtà possono servire a salvare i vostri genitori, i vostri fratelli da incidenti sul lavoro che potrebbero essere evitati, per esempio aiutando il lavoratore stesso a ricordarsi magari, a non correre rischi. Cito solo un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Per esempio ci sono attività che vengono svolte da alcuni partner anche di Artes, Istituto Italiano di Tecnologia per esempio, sulle cadute dall'alto, come prevenire. Guardate, c'è un mondo intero di buone idee che possono essere tradotte in buone iniziative di impresa e diventare realtà anche grazie a questi tipi di finanziamento che sono in partenza. Tutto questo attraverso un processo rigoroso di valutazione e anche di accompagnamento, perché i partner di Artes hanno come obiettivo anche quello di aiutare le buone idee, quindi ci vuole la conoscenza, ci vogliono le persone capaci e innovative, ci vogliono i finanziamenti e ci vuole la formazione chiaramente e ci vuole la capacità magari di fare la ricerca che serve per arrivare a delle soluzioni. Questo è un pochino più per i più grandi nell'uditorio. In realtà ci sono degli strumenti oltre questi che secondo me sono molto poco usati, che potrebbero essere usati molto di più. Uno fra questi, quindi il bando è uno, i bandi sono uno, ma il bando cosa fa? Spinge le idee di impresa dal basso, la ricerca, ad andare verso il mercato. Ma c'è un altro modo, che è quello di tirare le buone idee dall'altra parte del ponte tibetano, evitando che cadano in fondo alla valle della morte. E questo è quanto possono fare gli enti pubblici, per esempio. L'INAIL lo sta facendo, se volete, tirare le buone idee verso il mercato, creando un mercato per le idee di impresa, che se no potrebbero cadere nella valle della morte o impiegare molto tempo a diventare realtà. Quindi questo che si chiama research push verso il market pool è uno dei temi fondamentali. Finisco con una considerazione. Mentre noi stiamo lavorando su Industria 4.0, in realtà nasce già Industria 5.0. E che cos'è Industria 5.0? Probabilmente non è una nuova tecnologia miracolosa, ma è un modo intelligente e importante di usare le tecnologie 1, 2, 3, 4, va bene? Ed è il modo di pensare
a una vera e propria rivoluzione industriale ed economica che abbia come centro la persona umana e l'ambiente. E poi sono gli obiettivi, se vogliamo, anche del PNRR. Bene, tutto questo è stato raccolto in un documento che ha scritto la Commissione europea e che dice proprio questa cosa, Industria 5.0. E guardate, l'Europa, che a volte è vituperata secondo me in modo molto molto inappropriato, è leader al mondo in queste cose. Guardate un po' cosa succede nel mondo, guardate soprattutto voi ragazzi a chi e come si cura dell'ambiente e voi vedrete che l'Europa con tutti i propri limiti è leader, quindi è bello vivere in Europa e l'Europa pensa questa cosa qui e noi insieme all'Europa non solo abbiamo pensato, abbiamo fatto, perché abbiamo scritto una proposta che è passata di un European Digital Innovation Hub che si chiama 5.0 e che vede fra i partner, ovviamente anche la Sardegna, l'Università di Sassari, e con l'obiettivo proprio di intervenire in settori che non sono solo manifatturieri, ma sono per esempio l'agricoltura, la filiera del cibo, l'industria creativa e culturale, l'artigianato, il turismo, la moda, perché no, le arti. Quindi c'è spazio per tutti per contribuire a creare una serie di nuove iniziative su questa nuova frontiera. Grazie Paolo, grazie davvero. Tante informazioni, come vedete. Le opportunità di cui abbiamo parlato prendono forma, le possiamo raccogliere, a breve attiveremo uno sportello ad Olbia per Artes 4.0 come l'abbiamo già a Sassari, in modo tale da lanciarci tutti insieme verso le opportunità di 5.0. E sempre di opportunità parliamo, Francesco Morandi, SPOC Turismo e Beni Culturali Università di Sassari. Bene. Sì. Ci spostiamo qua. Vado io? Grazie. Sì. Bene, intanto ne approfitto per ringraziare nuovamente Lucio Murru, Gianfranco Fancello e Antonio Usai per l'invito. Vi volevo soltanto dire in apertura che, visto il titolo della giornata di oggi, io e il professor Serra abbiamo pensato bene di imbucarci nell'iniziativa che aveva già una sua struttura, ma poi all'ultimo abbiamo provato a deviarla verso i nostri interessi. Cioè abbiamo visto che parlando di innovazione cadeva molto bene l'idea di poter presentare un po' quello che cerchiamo di fare con i fondi PNRR che sono stati assegnati all'Università di Sassari su un progetto molto complicato e molto sfidante, e quindi insomma, visto che era come innovare, proviamoci anche noi a raccontare come possiamo innovare, che cosa possiamo fare. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Ok. Se possiamo mostrare la slide a chi ci sta ascoltando. Io sono rimasto molto affascinato dalle parole di Paolo e poi nella conclusione vedrete che saremo molto vicini. Siccome la cosa mi ha appunto affascinato in maniera particolare, adesso vi cerco di stregarvi con un altro tipo di fascino. No, non è per Jennifer Lawrence, che va benissimo, tutto ok, tutto tranquillo, ma perché l'idea è provare a condividere con voi, come dice qua il sottotitolo, idee e riflessioni, qualche piccola idea. Vedrete molte cose, non tutte vi resteranno impresse. Quello che io ci terrei davvero che rimanesse è qualche idea fondamentale che possiamo davvero condividere insieme per provare a capire di che cosa stiamo parlando e come si può fare insieme in qualche forma innovazione. Ovviamente qui ho un po' taroccato, si dice così, una pubblicità che vedete in questi giorni natalizi sui giornali e in giro per la TV. Qui non era innovation is an attitude, l'idea era ovviamente elegance is an attitude, e poi ho anche nascosto il prodotto che poi scoprirete voi se avrete voglia. Va bene, la testimonial la riconoscete, però secondo me la cosa interessante è proprio questa, cioè la cosa bella è che innovazione è un'attitudine, cioè una caratteristica propria delle persone, ed è fondamentalmente una caratteristica propria di persone come questa, persone giovani, perché tendenzialmente le persone di una certa età hanno meno propensione verso l'innovazione, anzi tendono ad essere conservatrici e di solito si oppongono e fanno resistenza rispetto ai processi innovativi, e tendenzialmente anche persone femminili. Se vedete anche il sostantivo è, qui ho preso una definizione della Treccani, ma innovazione è singolare femminile. Guardate che non è un caso, ed è secondo me fortemente emblematico di che cosa ci porta la trasformazione e qual è la tendenza verso la quale andiamo. Andiamo verso cose
molto diverse da come siamo abituati a pensare sinora. Andiamo verso un mondo che in qualche misura sta profondamente cambiando e sta cambiando in maniera, secondo me, interessante. Poi questo termine si può declinare in molti modi, può riguardare diverse caratteristiche della realtà sociale, economica, politica, come vedete qui. Possiamo interpretarlo come vogliamo, però il tema chiave è sempre lo stesso, cioè che l'innovazione è davvero un'attitudine, al di là di essere, diciamo, un processo che poi diventa un prodotto, un servizio che poi va sul mercato. Ok, i miei colleghi economisti sono molto più bravi, ve lo racconteranno per tutto il pomeriggio. Quello che io vi voglio soltanto lasciare come idea è che davvero è un atteggiamento, è un modo di pensare che ci deve guidare verso il cambiamento. Questo è un po' il tema chiave, cioè dobbiamo capire insieme come possiamo crescere attraverso delle forme nuove, a prescindere dal fatto che abbiamo già un'attività economica o non l'abbiamo, che vogliamo fare qualcosa di interessante dal punto di vista economico-sociale, che non lo vogliamo fare, che siamo già presenti nell'industria, che tipo di industria sia, se il turismo, l'agricoltura, la medicina, non importa. Il tema chiave è che se vogliamo competere in un mondo contemporaneo che è sempre più connesso, ci è stato raccontato poco fa, il modo chiave che abbiamo per farlo è cambiare la nostra mentalità, provare a pensare le cose in maniera diversa, provare ad avere un'attitudine verso il nuovo che fino adesso forse non ha connotato molto il nostro paese. Si dice che la Sardegna è la terra dei centenari, ma non è che sia una terra per vecchi, stiamo attenti, è la terra in cui si vive di più. Non è una terra in cui gli anziani sono più forti dei giovani, è vero il contrario, è una terra in cui si vive di più perché abbiamo straordinarie opportunità e possiamo trasformarle e renderle contemporanee e vive attraverso delle forme innovative. Quindi fondamentalmente l'idea è proviamo a pensare in maniera nuova e proviamo a capire che cosa possiamo fare per il nostro territorio, poi in particolare per il turismo e i beni culturali. Com'è la situazione? Allora, si può vedere in due modi, la si può vedere dal punto di vista dei numeri in maniera un po' drammatica, oppure la si può vedere anche in maniera un po' più ottimistica, cioè vedere l'opportunità che ci si presenta. Perché ve lo dico? Perché esiste un registro delle imprese innovative che è popolato da 14.000 imprese. Quante sono quelle sarde tra queste imprese innovative? Purtroppo sono soltanto 212. Nel Nord Sardegna sono 62. Di cui 19 sono sorte nel 2021. Quindi, da un punto di vista, diciamo, della quantità, non siamo fortissimi. Dal punto di vista invece dello spazio per fare cose nuove, abbiamo davanti una prateria incredibile, perché se in Italia ci sono 14.000 imprese e noi ne abbiamo soltanto 1,57% del totale delle imprese innovative, vuol dire che abbiamo dei margini pazzeschi per fare innovazione. C'è davvero uno spazio da occupare straordinario. Come lo si occupa nel turismo? Allora qui faccio un'equazione un po', adesso i miei colleghi economisti mi perdoneranno, giuro che non lo farò mai più in vita mia, però l'equazione è molto semplice. Tenendo presente il 2021 come riferimento, che cosa è successo nel 2021? Grande ripresa del settore turismo, siamo stati molto bravi o molto fortunati, o entrambe le cose, abbiamo avuto una grande ripresa, quindi vedete che le imprese attive nel comparto alloggio e ristorazione, che è il turismo tradizionale, non quello a cui penserete voi nel futuro. Voi lavorerete molto sui servizi più che sui settori tradizionali, hospitality e food and beverage, però non è quello il tema. Il tema è che le imprese si riprendono e vedete che c'è una certa crescita, siamo cresciuti un po'. Interessante vedere che, diciamo, la distribuzione delle imprese dell'alloggio e ristorazione è molto molto sbilanciata sul Nord Sardegna, 36,2%, e in particolare, come sapete, sulla zona della Gallura. Qui avete un altro dato interessante sull'estrema destra del grafico, tanto non si legge, e ci fa capire che anche il numero degli addetti cresce in maniera esponenziale. Siamo a una crescita in doppia cifra, ci sono molte opportunità che stanno arrivando per il settore turismo e c'è molta richiesta di lavoro. Però c'è molta richiesta di impiego. Quello che noi invece dobbiamo pensare è che ci deve essere molta innovazione nel modo in cui stiamo sul mercato. Allora, facendo 1 più 1, che non fa mai 2 in questi casi, o almeno a me non è mai venuto bene, se noi facciamo un match tra la situazione delle imprese innovative, piuttosto poche, e invece la situazione delle imprese del turismo e la crescita del turismo in Regione Sardegna, vedete che abbiamo una grande opportunità. Nella rappresentazione dell'Italia avete in colore più scuro
le regioni, cioè più il colore è scuro, più le regioni sono cresciute turisticamente rispetto all'anno precedente. La Sardegna ha fatto il top, 64% in più rispetto al 2000. Ok, c'era stata la pandemia, venivamo da un periodo molto sfortunato, però si vede che la Sardegna cresce molto di più delle altre regioni nel turismo. Molto interessante. Abbiamo poche start-up innovative, poche imprese innovative, ma tantissime potenzialità, perché c'è una fortissima domanda turistica, c'è una grande pressione turistica sulla Sardegna. E dentro questo match sta la nostra idea di gestione dei fondi del PNRR, che è fortemente rivolta su trasferimento tecnologico, transizione digitale, innovazione e sostenibilità. Quindi c'è una grande opportunità che non è che ci siamo inventati, semplicemente basta guardare che cosa abbiamo e qual è la potenzialità verso la quale ci dirigiamo. Molto semplice. Qui ho sbagliato, dovevo usare secondo me un'altra fiction, perché forse tipo La Casa di Carta o queste cose che riguarda mia figlia, che sono un po' più impattanti, invece ne ho usata una più strategica che magari non conoscete, per dirvi che noi andiamo verso questi temi. Dov'è che si può fare innovazione nel settore turismo? Poi ne parlerà Joseph più avanti, descrivendovi i megatrend del turismo contemporaneo, però alcuni sono evidenti. Allora, intanto si va verso la digitalizzazione, e questo è chiarissimo anche nelle parole di Paolo poco fa. Poi si va verso un'altra serie di componenti che stanno cambiando in maniera radicale il modo con cui le imprese del turismo stanno sul mercato. La digitalizzazione ci aiuta molto a personalizzare il prodotto e il servizio, quindi questo è un trend fondamentale. Chi viaggia, chi si muove per turismo, chi vuole fare un'esperienza di turismo anche a livello territoriale, vuole e va verso dei prodotti sempre più personalizzati. Poi dobbiamo pensare alla sostenibilità. Prima della pandemia c'era il problema della overtourism, cioè si diceva c'è troppa pressione sui territori. La Gallura è un esempio eclatante, soprattutto nel picco di agosto, e anche l'aeroporto è una realtà eclatante da questo punto di vista. Adesso l'idea è riprendiamoci i flussi che abbiamo perso, però dobbiamo trovare una soluzione anche a questo problema. Poi c'è l'esigenza di sicurezza, che è molto evidente nel turismo post-Covid. Poi sapete che qualche problema l'abbiamo anche adesso con la guerra in Europa. C'è il problema della protezione del turista, c'è il problema della flessibilità. Tutti adesso vogliono prenotare all'ultimo minuto, poter cancellare quando vogliono, spostarsi come gli pare. Interessante da gestire. E poi c'è il problema molto serio di questi tempi, forse per voi molto meno avvertito, ma per la mia generazione molto forte, dell'inclusività. Ci sono dei grandi trend verso la quale va il mercato, su cui possiamo tentare di dare una risposta attraverso delle azioni innovative, delle attività innovative. L'innovazione non è semplicemente trasforma l'albergo in una cosa nuova, ma offro dei servizi e dei prodotti diversi per rispondere a dei bisogni che sono questi, come possono essere molti altri. Per capirci in maniera più chiara vi faccio qualche esempio, in modo che così abbiamo anche, tocchiamo con mano quello di cui stiamo parlando. Time è una rivista famosa che voi non conoscerete, ma non importa, che ogni anno sceglie l'uomo dell'anno. Nel 1982 l'uomo dell'anno era, oddio, c'è la scoperta del computer, c'è l'uomo di fronte al computer, e quindi viviamo in una nuova realtà. Nel 2006 invece l'uomo dell'anno è il computer, cioè Apple, che cambia completamente il mercato e diventa il protagonista della vita sociale. Nel 2010 c'è un signore che forse voi conoscete, non perché usate Facebook, ma perché usate forse ormai qualche altro suo prodotto, tipo Instagram, tipo adesso come si chiama quello, la piattaforma? Sì, no. Vabbè, insomma, sapete chi è. Questo signore che ha cambiato radicalmente anche alcune dinamiche legate al turismo. Nel 2018 scopriamo invece che il mondo è davvero negli ultimi 20 anni tutta un'altra cosa, ma anche il turismo è un'altra cosa, tant'è vero che ci sono questi incredibili signori che si chiamano The New Titans, questi titani del mondo che dominano anche il settore turismo, perché noi pensiamo che l'albergatore, il ristoratore, la guida turistica, no, ma queste sono piccole realtà che nello scenario internazionale valgono pochissimo, sono delle polveri, dei pulviscoli. Chi comanda davvero il mercato sono questi grandi signori del web. Li trovate, forse riuscite a decifrarli un po'. Uno è Amazon, che sta raccogliendo una macchinina da terra, l'altro è Facebook, sempre quel signore di prima, e l'altro è Google, che dominano tutta la nostra vita, un po' come ci ha dimostrato Paolo poco fa. Poi avete nel 2022, questa è mia figlia con questo aggeggio che avete in mano, che ovviamente non è un telefono ma è un computer portatile, su cui però tutti stanno facendo grandi investimenti. Avete le offerte migliori se prenotate col telefonino, non se prenotate con un computer fisso. Come mai? Perché vi stanno spostando l'attenzione, anche nei prodotti del turismo,
dà un modo di approcciarsi al mercato a uno completamente diverso, una roba che vi tortura giorno e notte, che avete sempre acceso, che guardate 20 volte al giorno, no, forse 200 volte al giorno, e che vi massacra di informazioni. Allora questo cambia completamente lo scenario, ci fa capire che anche il turismo si muove verso un percorso di digitalizzazione molto complesso. Degli esempi ci sono già, avete, se girate un po' per l'Italia e per il mondo, trovate dei luoghi che vi presentano in forma completamente inedita delle realtà immersive in cui potete fare delle esperienze che fino ad ora non erano nemmeno immaginabili, senza nemmeno dovervi mettere quegli affari che vi cambiano un po' la vita quando li indossate e vi fanno vedere dei mondi a parte. Questo è l'esempio di un museo virtuale, che in realtà è un museo reale, questo è un rendering, ma in realtà il museo esiste davvero, e avete un'esperienza turistica completamente diversa rispetto a quella del passato. Poi c'è questa roba qui che secondo loro, secondo questi signori, cambierà anche la vostra esperienza di studenti, se parliamo agli studenti, o la nostra esperienza di docenti, se parliamo ai colleghi, ed è questa roba che si chiama il metaverso, che è un sacco di moda. Se voi sapete, oggi c'è, in questi giorni, ieri, oggi e domani, c'è la più importante fiera del turismo online a Firenze, si chiama BTO, il tema di quest'anno è Metaverse. Ci crediamo, non ci crediamo, funziona o non funziona, interessante o non interessante, non lo so, però è una sfida vera su cui innovazione e digitalizzazione hanno un peso e non è uno scherzo. Vi faccio qualche esempio sciocco così capite di cosa stiamo parlando. Nasce tutto con Second Life, che è una piccola, è un gioco che è cominciato così, è stato creato qualche anno fa e in cui il giocatore entra direttamente in una realtà virtuale, però poi la cosa ha preso un po' la mano, quindi voi create il vostro piccolo avatar, quello è il mio, mi sono fatto un po' più bello perché così sono più competitivo sul gioco, e scoprite che nel mondo qualcosa sta cambiando. Se guardate al centro c'è questa roba che si chiama Virtual Akiba World, non so neanche come si dica, che sarebbe la prima stazione ferroviaria nel metaverso, che però esiste, cioè esiste ma non esiste. Il metaverso non è reale, però quello che facciamo nel metaverso è reale. Insomma, una cosa un po' strampalata, che esiste davvero ed è a Tokyo. Cioè la città di Tokyo ha creato la prima stazione virtuale al metaverso. Funziona o non funziona? Poi avete altri esempi. Cioè io, finché non ho visto che anche le compagnie aeree, come vedete in basso a destra, hanno cominciato a entrare nel metaverso per vendere biglietti e fare sperimentare alcune dimensioni del trasporto aereo, non ci credevo. Poi ho capito che invece qualcosa si stava muovendo. E poi quando i grandi player del mondo della consulenza internazionale, Accenture, Boston Consulting, le grandi agenzie di comunicazione, Skift del turismo, cominciano a occuparsi di questa roba, ho pensato che forse qualcosa ci fosse. E quindi, googolando in giro, ho trovato questo Citizen M, che è una catena alberghiera molto famosa nel mondo, che non è presente credo in Italia e che è estremamente innovativa nella proposta della tipologia di servizi e anche nel modo in cui sta sul mercato. Ha aperto il primo hotel sul metaverso. E cosa ho fatto? Quello che avreste fatto anche voi. Sono andato su Citizen M e ho provato a prenotare una camera nel metaverso. È geniale l'idea, perché io posso sperimentare il modo di stare nella camera, così posso sperimentare in una destinazione qualunque quello che vedo intorno, senza esserci stato, ma avendo la percezione di che cosa posso fare, qual è l'esperienza che posso vivere, come posso emozionarmi stando a casa pensando a quello che farò poi quando sarò nella destinazione finale. Sono andato in Citizen M, ho provato a cercare una camera nell'hotel nel metaverso e non l'ho trovata, ma non perché non ci fosse, perché ho sbagliato tutto. Dovevo prima entrare nel metaverso e poi da lì cercare. Invece sono entrato nel sito ordinario e Citizen M mi ha profondamente deluso, perché non mi ha rimandato sul metaverso. Però in realtà questa cosa che noi pensiamo sia così lontana è presente. Avrà un senso, non avrà un senso, funziona, non funziona? Per la mia generazione sta roba non funziona. Ma per la generazione che verrà, cioè la Next Generation EU, forse questa cosa un senso può averla. L'altro esempio che volevo fare è innovazione e digitalizzazione, abbiamo detto, e l'altro è sostenibilità, perché i temi della transizione tecnologica e della transizione digitale hanno molto a che fare con la sostenibilità. Forse avrete sentito parlare da organi di stampa, dal vostro Instagram, da qualche amico che si occupa di temi ambientali, da Fridays for Future, che esistono nell'agenda delle Nazioni Unite alcuni obiettivi legati alla sostenibilità e allo sviluppo. Alcuni interessano direttamente noi, perché noi non siamo al di fuori di dinamiche internazionali, siamo collocati nel nostro piccolissima realtà regionale in un mondo in realtà estremamente connesso e molto complesso. E questa agenda delle Nazioni Unite interessa non soltanto il cambiamento climatico, ma anche molte altre attività di carattere sociale ed economico. E interessa anche il turismo.
ma interessa anche l'innovazione, tant'è vero che c'è un'agenzia delle Nazioni Unite, si chiama OMT in italiano, Organizzazione Mondiale del Turismo, che è un'agenzia dell'ONU che si occupa di turismo, per la quale io ho fatto una serie di progetti lo scorso anno, che ogni anno premia le start-up. Quindi il mondo si muove verso l'innovazione, verso le start-up, tutto va verso l'innovazione, verso la sostenibilità digitale. C'è chi si prende una pausa come le isole Faroe, chiudono per una settimana e fanno manutenzione, c'è chi invece continua a investire con determinazione nel futuro, ed è quello che un po' facciamo noi col progetto di cui vi ha parlato Pier Andrea Serra in apertura. È un progetto che serve per favorire il trasferimento tecnologico e favorire la transizione digitale verso processi di innovazione e sostenibilità per le imprese del turismo e dei beni culturali. Come lo facciamo? E ho finito quasi. Lo facciamo attraverso questa piramide che in realtà andrebbe rovesciata al contrario, cioè si parte dalla realtà sociale per tornare alla realtà sociale. È un'operazione di tipo culturale che ha molto a che fare con il pensiero, con la creatività, con l'innovazione, e che attraverso un sistema di economia della conoscenza e di formazione prova a trasferire alcune tecnologie e prova a trasformare alcune competenze delle imprese verso un futuro che si cercherà di scrivere insieme. E lo fa attraverso delle risorse finanziarie, mettendo a disposizione delle attività imprenditoriali di chi vuol fare nuove imprese, tanti fondi, ma lo fa soprattutto attraverso tante idee. Molto complicato. Quello a cui dobbiamo pensare, in conclusione, che cos'è? Che abbiamo un solo tipo di turismo, che abbiamo una sola tipologia di beni culturali, o che abbiamo invece tantissimi prodotti e servizi verso i quali fare un investimento e su quali fare innovazione. Dobbiamo pensare che abbiamo soltanto di fronte a una persona, il turista in generale, come lo pensiamo noi, uno che viene, il turista che di persona, o abbiamo di fronte invece a tantissime tipologie di turisti, passeggeri, viaggiatori, consumatori, ospiti. Forse dobbiamo pensare in maniera un po' più larga che davvero il turismo ha bisogno di una fortissima spinta innovativa e che questo è il momento buono per poter dare forza e gambe alle innovazioni. Conclusione, tornando a quello che diceva Paolo in apertura, ha fatto un passaggio che a me ha convinto molto e che, senza esserci messi d'accordo, però ci porta sulla stessa strada. Che cos'è che alla fine importa? Come per l'innovazione, che è un modo nuovo di pensare, che è un'attitudine e quindi riguarda direttamente la persona, anche il turismo è forse l'attività economica che ha più a che fare con le persone. Allora è vero che noi parliamo di trasformazione digitale, è vero che noi parliamo di trasferimento tecnologico, tutto vero, va tutto bene, però al cuore di queste operazioni, come vi ha spiegato in maniera molto efficace Paolo e come diceva in apertura Pier Andrea, c'è la persona. Se noi rimettiamo al centro la persona, rimettiamo al centro le idee su cui possiamo lavorare e riflettere e rimettiamo al centro l'attenzione per chi è l'oggetto della nostra innovazione e anche la direzione verso la quale andiamo, allora penso che faremo la scelta migliore. Quindi per gli studenti dico, da docente universitario, che non è importante tanto quello che impari, che non è vero perché Paolo ha detto esattamente il contrario, è importantissimo quello che impari, ma è tanto importante le persone con cui hai a che fare e con cui decidi di rapportarti se vuoi fare innovazione, transizione digitale, trasformazione tecnologica, se vuoi andare verso un paese, un sistema più sostenibile. Coraggio e buon lavoro a tutti. Grazie Francesco. Avete visto, il tema ci appassiona, avremo modo di approfondirlo negli altri incontri che faremo per condividere i bandi e gli aspetti tecnici legati a tutte le prossime misure a disposizione degli imprenditori, degli start-upper, degli innovatori in generale. E quindi ci prepariamo adesso, ringraziando Paolo Dario, Pier Andrea Serra e Francesco Morandi, ci prepariamo al prossimo intervento, che è quello di Nicola Farronato, che ci racconterà un mondo totalmente nuovo dove l'innovazione è al servizio delle città in questo concetto di City Startup. Grazie Nicola, grazie a tutti. Faccio andare io. Sì. Vai. Noi ci trasferiamo alla visita alla... Buongiorno a tutti, non so se mi sentite. Pronto, prova? Cambio microfono? Pronto, mi sentite? Ora? Ops.
Buongiorno a tutti. Perfetto, abbiamo anche delle slide, provo solo a verificare. Sì. Chiedo alla regia se è possibile per caso metterle a schermo pieno o così si vede un po' meglio. Mi fa, e anche magari nel monitor qui davanti se possibile, perché non si vedono. Mi fa molto piacere di essere qui con voi questa mattina. Ci pensavo ieri venendo in Sardegna, 12 anni che non vengo in Sardegna, un po' troppo, mi hanno rimproverato giustamente. Io mi chiamo Nicola, vengo da Torino e oggi vi racconto un tema che sto cercando di studiare, il tema delle città startup, e la parola stessa ce lo dice, la combinazione tra le città, quei contesti che viviamo, molto sofisticati, che in questi anni si stanno trasformando completamente, parliamo di transizioni in tutti i sensi, e le start-up, questi soggetti incredibili del mercato, di cui io personalmente sono appassionato, poi magari qualcuno di voi ci dirà se e quanto il tema vi interessa. Partiamo da un aneddoto, vi racconto un aneddoto che ha a che fare con il fatto che mi piace molto il gelato. E non sto scherzando. Nel 2004 sono andato in vacanza in California. Sono andato in California a fare la famosa 101, che è la strada costiera che da sud, dal Messico, va su verso San Francisco. Nel fare questa strada qui, naturalmente, ero in giro con la macchina, con degli amici, e ho assaggiato il gelato americano. Come potete immaginare non sono rimasto molto entusiasta di questa cosa, tant'è che a un certo punto durante il viaggio ho detto a questi amici: ma ragazzi, facciamo un gelato incredibile in Italia, perché non veniamo in America a produrlo e a venderlo all'America? Wow! Questa è stata la mia prima idea di startup, 2004, io avevo 27 anni, sono tornato a casa, ho lasciato il mio lavoro dell'epoca a tempo indeterminato, un cosiddetto lavoro sicuro in quel momento storico, e sono ritornato in California ad aprire una startup che aveva l'obiettivo di fare gelato e venderlo in America. Non mi ero reso conto in quel momento lì del fatto di che luogo era la California. L'America, e soprattutto la California, era il luogo dell'economia digitale, dell'intangibile, delle start-up, della velocità con cui l'imprenditoria stava passando dalla old economy alla new economy. Tant'è che io mi trovavo in California nel 2004 e sapete cosa succedeva nel 2004? Google era nato da 6 anni. Facebook nasceva in California in quell'anno e addirittura 2 anni dopo sarebbe nato Twitter. Ma se vedete la tabella sotto, la California era già la terra di una serie di aziende che hanno rivoluzionato tecnologicamente tutto questo. E vi dico una cosa in più. La mia startup, il mio business del gelato è stato un fallimento totale. Ed è stato un fallimento totale nella terra che per assurdo premia e dà valore al fallimento. Cioè se fallisci sei figo. Se fallisci sei uno bravo, perché il fallimento in America, con quella cultura imprenditoriale, è l'anticamera di un successo. Se tu hai la forza, la continuità e la resilienza di continuare a provarci. Per cui me ne sono tornato a casa completamente rapito da questo contesto e così ho cominciato ad occuparmi di startup, quasi per caso. E la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a cercare cosa voleva dire startup. Non ho trovato una definizione, chiamiamola universalmente recepita, per cui vi do la mia. Secondo me le startup sono un nuovo modello di impresa, i migliori del mercato a creare, combinare e connettere tecnologie esponenziali. E soprattutto quanti sono. Pensate che nonostante il fatto che non esista a livello internazionale un registro onnicomprensivo delle start-up, oggi stiamo parlando di quasi 150.000 entità di start-up attive all'anno nel mondo. Cioè in questo momento storico ci sono circa 150.000 aziende che utilizzano le tecnologie emergenti, esponenziali, quello che chiamiamo disruptive innovation, e lo utilizzano per creare valore, per cambiarci la vita auspicabilmente in meglio.
Ma vi do qualche altro numero interessante: 500 miliardi di investimento all'anno nelle start-up, 500 miliardi di dollari. 100 di queste start-up ogni anno vanno a finire in borsa, cioè suonano quella campanella che significa che per la prima volta le loro quote, le loro azioni vengono scambiate in un mercato ufficiale, si chiama IPO, Initial Public Offering. E soprattutto, se tutte le start-up del mondo fossero un paese, un unico paese, varrebbero più di 4 trilioni di dollari. E perché questo è significativo? Perché potrebbero a pieno titolo sedersi al tavolo del G7, dei famosi paesi ad economia maggiormente valorizzata o capitalizzata al mondo. E questo è particolarmente interessante. Ma vi dico qualcosa in più. Quanti posti di lavoro creano le start-up all'anno? Anche qui ci sono dei dati disparati, ma ne ho incrociati due abbastanza interessanti. Dati 2020, che poi sono cresciuti a doppia cifra nel 2021 e nel 2022, proprio mossi dalla pandemia. Più di 3 milioni di posti di lavoro creati negli Stati Uniti, più di 500.000 di posti di lavoro creati in India. Tanto per darvi un senso. Quindi le start-up creano milioni di posti di lavoro all'anno. Adesso vi racconto qualche altro numero significativo, ma solo per darvi un po' di contesto. Pensate che ci sono 1200 start-up che valgono più di $1 miliardo. Si chiamano unicorni. È stato preso questo esempio dal mondo animale. E ci sono addirittura di queste 1253 che si chiamano decacorni, cioè valgono almeno $10 miliardi. Cioè sono aziende che impiegano centinaia o migliaia di lavoratori, hanno uffici in tutto il mondo e crescono a velocità supersoniche. Perché dico velocità supersoniche? Perché pensate al 2020, inizio 2020, è successa una cosa che ci ha cambiato il nostro modo, no? E l'ha portato dal normal al new normal, così ci hanno detto. Si chiama pandemia, è la pandemia che abbiamo vissuto più da vicino. Cosa succede se arriva una pandemia, l'economia mondiale rallenta, le città collassano perché si trovano nuovi problemi da gestire tutto ad un tratto? E le aziende tradizionali rallentano. Le start-up crescono 2,3 volte rispetto all'anno precedente. Incredibile. Vi dico questo perché nel 2019, nel 2020, quindi in pandemia, io lavoravo come responsabile del team innovazione della città di Torino, una città da circa 1 milione di abitanti. E quando è arrivata la pandemia, la prima cosa che ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti è: il nostro modo di lavorare da ora in poi cambierà totalmente, proprio upside down. E perché è successo questo? Perché la città è un'organizzazione molto complessa, abituata a lavorare con un'agenda istituzionale, cioè si decide in base al governo locale del momento cosa si farà nei prossimi 6 mesi, 12, 3 anni, 5 anni a seconda del mandato. In quel momento lì però questa agenda istituzionale è stata messa in discussione, cioè non si poteva più fare così. Servivano nuove munizioni e queste munizioni, per rispondere ai problemi contingenti dei veri portatori di interessi della città, cioè bambini, famiglie, scuole, anziani, esercenti, attività commerciali, attività industriali, pubblica amministrazione più piccola del livello città. Questi problemi contingenti erano: come facciamo a lavorare in lockdown, come facciamo a andare a prendere i medicinali se ne abbiamo bisogno in lockdown, come facciamo a entrare in questo new normal nella maniera più sostenibile possibile. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato un'iniziativa che ci ha cambiato proprio il paradigma, il modo di vedere le cose. Questa iniziativa si chiamava Torino City Love. L'amore per l'innovazione della città ci può aiutare a trovare delle soluzioni per questi portatori di interessi. Nelle prime 10 settimane di lockdown sono stati sviluppati quasi 100 microprogetti che vanno dalla consegna di farmaci con un rider a dei dispositivi di telepresenza per anziani che stavano nell'RSA e non potevano vedere i propri familiari, a delle modalità interattive di contenuto grazie a dei robottini che hanno un tablet come interfaccia per dei bambini che si trovavano in reparti di lungodegenza, quindi malattie o problemi
sanitari significativi e che comunque non potevano interrompere completamente l'educazione e il loro percorso di crescita. E questo perché ve lo racconto? Ve lo racconto perché più del 50% di questi progetti sono stati possibili grazie a start-up. Abbiamo mobilitato l'ecosistema dell'innovazione della città per una vera e propria chiamata alle armi per darci una mano a risolvere dei problemi. Non tirando fuori una lira, perché non avevamo una lira da poter spendere, non avremmo, anche avendoli avuti questi soldi, e sarebbe stato difficile metterli in atto perché ci sono dei processi per liberare dei fondi abbastanza lunghi nella pubblica amministrazione. Quindi serviva una risposta velocissima. Chi ce l'ha data? Ce l'hanno data le aziende tecnologiche, ce l'hanno data le start-up. Allora, di fronte a questo, vi voglio raccontare alcune cose relative alle città del futuro, partendo da un primo concetto: come saranno le città del futuro? Chi ha un'idea su come saranno queste città? Io non lo so, eppure me ne occupo. E allora, non sapendolo, sono andato a trovare ispirazione in una massima che mi piaceva molto di Albert Einstein, datata 1955, cioè l'immaginazione è più importante della conoscenza. Perché con la conoscenza arriviamo a un punto finito, con l'immaginazione facciamo il giro del mondo, anche non avendo le risorse per farlo. E allora perché cito questo? Perché immaginazione e conoscenza sono molto importanti per immaginare qualcosa che oggi non sappiamo come sarà, le città del futuro, e prendiamo come futuro una data, 2050, giusto per avere circa un ventennio davanti. Allora, non sapendo come saranno le città del futuro, sono andato a chiederlo per verificare se c'erano degli spunti all'oracolo più importante che abbiamo oggi, che probabilmente si chiama google.com. Allora, se voi andate in Google e digitate città del futuro, vi vengono fuori suggestioni di questo genere. Le città potrebbero avere oggetti connessi, pareti verticali verdi, così, oppure essere sinuose con forme molto futuristiche, così. Pensate a una città così in Sardegna, per esempio, la riuscite a immaginare oggi? Magari no, però chi lo sa, potrebbe essere realizzata. O magari città con questo tipo di skyline immerse nel verde, immerse nelle montagne. C'è una cosa importante, al di là del fatto che oggi non sappiamo, né usando l'immaginazione né usando la conoscenza, come saranno le città del futuro, c'è una cosa che invece possiamo misurare, si chiama demografia. Allora, se noi andiamo a guardare il 1955, cioè quella frase di Einstein che io ho riportato, noi eravamo in poco più di 2,5 miliardi di persone in questo bel pianeta. Oggi abbiamo toccato la soglia degli 8 miliardi di persone e nel 2050, questa data ideale del futuro in cui potrebbero esserci quelle città, saremo a 10 miliardi di persone. Di 10 miliardi di persone, i dati di mercato di oggi ci dicono che il 70%, cioè 7 miliardi, vivranno in città. Oggi siamo al 55% circa. 7 miliardi di persone. Che città si aspetteranno questi 7 miliardi di persone? Probabilmente si aspetteranno delle città come case delle tecnologie emergenti, cioè delle città che hanno già digerito o comunque adottato velocemente tecnologie emergenti che continuano ad arrivare. Qui vedete un po' di icone, alcune vi diranno qualcosa, altre meno, ma continuano ad arrivare a dei tassi, a delle velocità di crescita incredibilmente alte. La cosa buona è che se noi consideriamo le prossime 100 tecnologie che arriveranno nella nostra società, ci sono dei gruppi di ricerca in giro per il mondo che stanno nomenclando, cioè mettendo in una sorta di tavola periodica dell'innovazione queste sigle che richiamano ad innovazioni che avranno un alto impatto sia, diciamo, nelle nostre vite che nel nostro modo di fare impresa da qui ai prossimi decenni. Se vedete questo grafico, questo rappresenta una ricerca fatta dall'Imperial College di Londra, pubblicata nel 2018 in continua fase di revisione. E cosa ci dice questa ricerca? Che ci sono tecnologie, oggi noi parliamo delle tecnologie dell'oggi, blockchain, Internet of Things, artificial intelligence, edge computing, alcune
nomenclature di questo genere, ma le tecnologie prossime, cioè la prossima ondata che arriverà, si chiamerà Internet del DNA, ascensori spaziali, scudi invisibili, membri di un consiglio di amministrazione robotici, telepatia, per citarne alcune. Ora, in un momento storico in cui tutte le città del mondo sono di fronte a delle sfide epocali di trasformazione digitale, sanitaria, socio-economica, tecnologica, di dematerializzazione, noi possiamo osservare un fenomeno molto molto importante. Cioè, ci abbiamo messo, questo è un grafico datato, classico, che mostra come una serie di tecnologie siano state recepite dalla famiglia media. Questo è un campione di famiglie medie americane. E parte dall'inizio del secolo scorso. Cioè, vi porto due numeri. Ci abbiamo messo la famiglia media americana, che per ora usiamo come benchmark, come riferimento, ci ha messo circa 30 anni ad arrivare a un tasso di adozione del telefono del 40%. Ci ha messo il 10%, cioè circa 3 anni, ad arrivare a un tasso di adozione dei social media doppio. Ok? Cosa significa questo? Significa che noi, consumatori finali, cittadini, membri delle città del presente e del futuro, siamo diventati più bravi, più veloci ad adottare le tecnologie che ci arrivano. Perché queste arrivano come onde continue. Immaginate quelle classiche mete dove si fa surf con le onde alte che vanno avanti 24 ore al giorno. Le tecnologie esponenziali arrivano come delle onde sempre più strette, sempre più alte. Quindi bisogna essere dei bravi surfisti per cavalcarle e domarle. Noi cittadini consumatori, nel giro di 50 anni, siamo diventati molto più veloci ad adottare tecnologie esponenziali. Diremo che siamo passati dalla linearità, le adottiamo un po' alla volta incrementalmente, alla esponenzialità, giusto per usare un paragone. E le città cosa stanno facendo? Le città per definizione sono più lente dei propri cittadini, ci mettono un po' di mesi, un po' di anni, alcune volte addirittura un decennio prima di adottare delle tecnologie e far sì che queste tecnologie generino transizione, cioè trasformazione della città. Anche se ci sono delle città virtuose, cioè più brave di altre, a rompere questo copione di una adozione lenta, la maggior parte delle città ha un'adozione lineare, cioè distante, diversa, più lenta rispetto ai loro cittadini. Ora, se questo è vero, noi a Tendere ci troviamo una differenza, un gap tra la velocità e l'aspettativa di noi consumatori cittadini e la risposta che riceviamo dalle nostre città, rappresentate dalle pubbliche amministrazioni e dai servizi che queste erogano. Quindi il problema o l'opportunità che abbiamo è cercare di capire questo gap qui, come lo possiamo ridurre, come lo possiamo mitigare. Non abbiamo ancora una volta una soluzione preconfezionata, one fits all, che vada bene per tutti i casi, però possiamo osservare come alcune città prime della classe, in varie analisi a livello internazionale, stiano cercando di imparare e copiare quello che fanno le start-up. Cioè stanno diventando delle città che tendono a comportarsi come delle start-up quando parliamo di adozione di tecnologie per migliorare la vita dei loro cittadini e della loro città. Ci sono 3 ingredienti in particolare che queste città stanno mettendo in campo. Il primo è la sperimentazione, cioè le città diventano dei territori di sperimentazione urbana, dove testare tecnologie esponenziali in fase pre-commerciale, cioè non ancora disponibili, per vedere i loro effetti, le loro opportunità, le loro traiettorie. Sperimentazione. Il secondo tema è creano attorno a loro degli ecosistemi, piccoli o grandi che siano. Perché lo fanno? Perché da sole non hanno le risorse, il tempo, la forza, l'energia, l'inerzia per poter guidare questo processo di cambiamento. Hanno bisogno di
avere degli attori che le possano aiutare in questa trasformazione, per cui prendono le piccole aziende, le grandi aziende, i centri di ricerca, il terzo settore, li mettono assieme, li invitano a far parte di questo ecosistema per rompere o abbassare il rischio e la complessità di gestire queste transizioni. Il terzo grande fattore è la cultura imprenditoriale, cioè queste città più virtuose si stanno creando una comunità, una base di aziende che chiamiamo ecosistema imprenditoriale locale, fatte di aziende veloci, tecnologiche, capaci di reagire quasi in tempo reale a queste grandi sfide del mercato, e queste aziende tipicamente sono start-up. Vi voglio raccontare brevemente l'esperienza che abbiamo avuto a Torino, dove abbiamo cercato in qualche modo di interpretare, con le risorse, con le possibilità che avevamo, questo concetto di città startup, che in qualche modo ci dice le città del futuro assomiglieranno più alle startup rispetto che alle città di oggi, e dovranno fare questo per rimanere competitive, per attrarre opportunità e per attrarre talenti. E questa è una cosa che ci tocca a tutti, perché il lavoro del futuro, se è vero che per più del 50% non esiste ancora, passerà anche da questi processi, da queste traiettorie. Quindi ci riguarderà chi oggi fa un lavoro e dovrà cambiarlo, riguarderà chi entrerà nel mercato del lavoro e dovrà cercare delle opportunità, nonché anche una città dove vivere, o se rimane nella città in cui sta studiando o in cui è nato, dovrà cercare di apportare un valore. Quello che abbiamo cercato di fare a Torino è stato questo: scegliere dei verticali, dei driver tecnologici, in base alla vocazione della città, cioè non snaturando quello che la città già sapeva fare o era eccellente a fare. Per esempio a Torino il tema della mobilità, per definizione, essendo stata una città, diciamo, nel periodo, nel pieno industriale, nel dopoguerra e negli anni che poi sono seguiti, è stata una città dell'automobile, dove l'indotto automotive ovviamente ha creato lavoro, ha creato benessere, ha creato ricchezza, opportunità di utilizzo di tecnologie esponenziali. Naturalmente l'automobile di per sé è uno dei grandi settori messi in discussione con queste transizioni, con nuove tecnologie, con nuovi modelli, con nuovi modi di operare. Per cui la smart mobility è stata, per esempio, uno dei driver dei settori portanti nella scelta strategica che abbiamo fatto come assessorato all'innovazione, come team innovazione. Nel fare questo, come dicevamo prima, abbiamo cercato di immaginare un contesto di sperimentazione urbana. Da lì è nato ed è cresciuto il concetto di Torino City Lab, una città che non fa lei la sperimentazione, perché non è l'attore deputato a testare le nuove tecnologie, ma invita sperimentatori da tutto il mondo a farlo nel suo territorio, cercando di prendersi delle opportunità e avere delle ricadute positive. Abbiamo creato un ecosistema di circa 80 attori, oggi sono già più di 100, per rompere la complessità ed essere più veloci a rispondere alle sfide di questa sperimentazione. E abbiamo cercato di attrarre start-up da tutto il mondo, seppure lo sforzo da fare è ancora grande, grazie a dei programmi di accelerazione. Io tuttora sto collaborando con un programma che si chiama Torino Cities of the Future, cioè le start-up che passano per queste 12 settimane di accelerazione immaginano servizi che compreranno o utilizzeranno le città del futuro. E questo è una cosa molto interessante. Vi voglio far vedere qualche esempio spot. Quello che vedete proiettato ora è la prima smart road in Italia, 35 km di strada urbana preautorizzata da un punto di vista, diciamo, burocratico e formale, per poter ospitare sperimentazioni che ricadano nel tema della smart road, ovvero autoconnessa e autonoma. Questo significa equipaggiare questi 35 km di circuito con tecnologie abilitanti il poter validare dei nuovi concetti quando parliamo di smart mobility su strada. Ma la mobilità, quando parliamo di mobilità oggi, sia di persone che di merci, passa per differenti livelli. C'è il livello strada, il livello suolo, smart road, c'è il livello aria, cioè cielo delle città, urban air mobility, cioè
Tutta la tecnologia che ha a che fare con droni, per esempio, ricade all'interno di questo comparto. So che oggi nel pomeriggio con l'amico e collega Simone vi racconterà anche l'esperienza di Modrone, una startup molto molto particolare, proprio domiciliata a Torino, che si occupa di questo. E la città di Torino nel fare questo ha cercato di abilitare con una serie di aree predisposte sia al volo indoor, quindi confinato dentro un edificio, drone utilizzato per sanificare un edificio durante il lockdown, durante il periodo Covid per esempio, e spazi outdoor, drone per poter fare delle operazioni, cioè porto un oggetto da un punto A a un punto B. Oggi nel trasporto di persone siamo in fase ancora embrionale, quindi non c'è il caso d'uso porto una persona da un punto A a un punto B, però arriverà. Lo vedevamo prima nelle suggestioni. Quindi mobilità di strada, smart road, urban air mobility, i cieli delle città e space mobility, lo spazio sopra le città, oltre il cielo. La space economy è una di quelle nicchie di mercato che sta crescendo in maniera importante, rappresenta il presente, sta iniziando e sicuramente farà tanto per il futuro. E anche in questo contesto abbiamo cercato di mettere insieme degli attori che potessero avviare una filiera dell'innovazione combinando accademia, ricerca, quindi Politecnico, università, aziende importanti che si occupano di spazio e start-up naturalmente importanti che si occupano di spazio. Il tema interessante quando parliamo di tecnologie emergenti e città è quello di cercare di creare una sorta di colonna vertebrale per sperimentazioni e per crescita della città. E questa colonna vertebrale, laddove poi gli innovatori da tutto il mondo che arrivano nella città possono sorreggersi, è spesso un tema infrastrutturale e tecnologico. Tant'è che sia che tu voglia sperimentare l'auto connessa autonoma, il drone in volo pilotato o automatico o semiautomatico, o il satellite che ti fa logistica spaziale, tu hai bisogno di una serie di infrastrutture, per esempio a livello di telecomunicazioni, parliamo di standard 5G, 6G e quello che seguirà, parliamo di edge computing, la possibilità di fare dei calcoli complessi in prossimità dell'oggetto connesso, parliamo di sensori, parliamo di intelligenza artificiale. Quindi questa, asse portante rappresenta un investimento infrastrutturale che fondi attualmente disponibili o in fase di disponibilità insieme all'investimento privato dovranno essere in grado di generare da un punto di vista di infrastruttura e spinta propulsiva alle città del futuro. Questo approccio a Torino ha reso possibile la transizione da una città, diciamo, post-industriale, dove un'industria portante faceva la differenza, ad una città che sempre di più stava andando nella direzione di una città startup. Non lo è ancora, ma la direzione e la traiettoria è sicuramente quella. E allora cosa succede quando una città comincia a muoversi e a comportarsi come una startup? Può succedere qualcosa di interessante, cioè questa città può diventare o gareggiare per diventare una città unicorno. Prima parlavamo di unicorni, aziende con alta capitalizzazione o valutazione. Anche le città possono essere delle città unicorno, ma nel loro caso non è tanto la valutazione della città, perché la città non è in un listino, ma il fatto che la città possa creare o attrarre nel suo territorio un'azienda di queste dimensioni, cioè che valga più di $1 miliardo, di dollari, è una questione significativa. E questo ce lo dimostra il fatto che 170 città nel mondo sono state capaci di attrarre questo tipo di aziende ad alta crescita, ad alto impatto sul territorio da un punto di vista di valore occupazionale e di spinta tecnologica. La cosa interessante è che l'Europa rappresenta 1/3 degli investimenti di venture capital in startup nel mondo ed è sede di 65 città unicorno su 170. Quindi è il territorio
con una maggioranza relativa di città unicorno e con l'investimento che rappresenta, che vale 1/3 rispetto al totale di investimento in venture capital. Qual è la situazione in Italia? Qui vedete una mappa in Italia che racconta come ci sono circa 10 città, 10 zone, 10 territori che contano il 50% di quelle famose 14.000 aziende innovative iscritte nel registro italiano delle start-up innovative. Allora, pensate che ogni anno nascono circa 15.000 start-up a San Francisco. In Italia abbiamo quasi 15.000 aziende iscritte a questo registro. Questo, dal mio punto di vista, significa che anche cambiando paese, cioè il concetto, la semantica di startup in Italia e la semantica di startup negli Stati Uniti o in altri territori è differente, cioè difficilmente abbiamo le stesse startup della Silicon Valley o della Bay Area cosiddetta di San Francisco. All'interno di queste 14.000 aziende ci sono delle aziende che fanno servizi innovativi e un sottoinsieme di queste fa tecnologie innovative. La notizia brutta è che non c'è il pallino rosso in Sardegna, cioè oggi la Sardegna non conta ancora uno di questi 10 hub nazionali. La notizia positiva è che il trend è in crescita e, perché no, la call to action potrebbe essere quella di immaginare una Sardegna con una città unicorno. So che ho finito il tempo, ma se mi lasciate solo provare a portare un ultimo pensiero, volevo mostrarvi due cose interessanti. Questa è la prima, cioè abbiamo parlato di città del futuro, ma come saranno le società del futuro? Le società del futuro saranno sempre più liquide, distribuite, cioè non ci sarà più la società che ha tutti i dipendenti a Milano, a Londra, a Parigi, a New York. Già oggi ci sono uffici internazionali, ma ci sono, da un punto di vista soprattutto di start-up digitali, cioè che lavorano con il software per esempio, sia B2C che B2B, ci sono sempre di più organizzazioni distribuite, cioè oggigiorno tu puoi avere 1000 dipendenti, tutti lavorano da remoto dal primo giorno e questi apportano valore allo stesso prodotto o progetto. Questa rappresenterà la frontiera delle nuove organizzazioni delle società e avrà un alto impatto sulle città, perché io non sono più necessariamente obbligato ad attrarre il quartier generale della città, ma posso pensare di attrarre dei pezzetti di organizzazioni ad alto tasso di crescita, quindi avere qui 10 team di 10 unicorni invece che avere un singolo unicorno. Potrebbe essere più facile, più realistico e soprattutto potremmo anche immaginare una permanenza o residenza temporanea, cioè creo una rotazione di una serie di team internazionali affinché passino per il tempo di un progetto, per un periodo dell'anno, del tempo qui in un certo hub per contaminarsi, contaminare e scambiare opportunità con il territorio. L'ultimissimo pensiero ve lo voglio fare su un altro concetto interessante che dovrebbe essere la slide successiva, se posso mandarla. Eccola qui. Questa è una notizia, è un pezzo di ricerca uscito ieri, molto interessante. Sulla parte sinistra vedete una serie di paesi, Stati Uniti, paesi europei, UK, paesi asiatici, con un numerino vicino ed è il numero di società unicorno, quindi con valutazione oltre $1 miliardo, che sono nate lì. Invece sulla parte di destra vedete come dipendenti o ex dipendenti di queste società vanno a creare nuove società anche in altri paesi, e questo è un concetto bellissimo, cioè quando tu puoi da un punto di vista imprenditoriale e tecnologico impollinare un altro territorio. Questa possibilità di lavorare su un piano internazionale e di diventare un territorio che attrae dipendenti o ex dipendenti di queste grandi aziende tecnologiche per creare la loro nuova startup qui, perché si creano le condizioni da un punto di vista di ecosistema, di città, di laboratorio, di sperimentazione, di cultura imprenditoriale, per gemmare quello che hanno fatto negli Stati Uniti, in Inghilterra o in Asia e far nascere la nuova startup tecnologica qui, potrebbe essere un'interessante visione per le città del futuro. Allora le call to action con cui vi lascio sono resilienza. Dobbiamo imparare tutti, sia personalmente che quando pensiamo a una startup o una città, a trovare
la migliore posizione in base alle risorse che già abbiamo, che si chiamano conoscenza, se siamo delle persone, asset territoriali, quindi storia, retaggi industriali, ecosistema se siamo delle città. Sostenibilità, dobbiamo sempre immaginare l'impatto che abbiamo sull'ambiente ma anche sulla capacità di crescita della città, quindi sostenibilità ambientale, di transizione tecnologica ed economico-finanziaria. E in ultima istanza tecnologie emergenti. Non possiamo non guardare a tutte quelle onde alte che arrivano, di cui noi siamo diventati bravi a cavalcare e che in qualche modo dobbiamo anche insegnare alle nostre città, alle nostre amministrazioni a cavalcare meglio per diventare più veloci e creare insieme nuove opportunità per il futuro. Grazie, spero che qualche concetto sia stato di utilità e vi auguro una buona prosecuzione. Grazie. Mi sentite? Sì, bene. Grazie mille a Nicola Farronato, grazie del contributo e di tutti gli spunti che ci ha dato, molto interessanti sul tema delle città e sull'evoluzione delle città. Ci ha dato un quadro che ovviamente passa da San Francisco a New York e ci fa vedere quelle che saranno le città del futuro, però non pensatele così distanti da come le potete immaginare, perché i modelli di città di cui lui ci ha parlato sono esattamente qui. Pensate che voi vivete in una città che è Olbia, che è forse un modello unico in Sardegna. Olbia poco più di 50 anni fa, la mia età, io ho poco più di 55 anni, era una cittadina di 20.000 abitanti. In poco più di 50 anni è cresciuta 3 volte tanto, caso unico in Sardegna, uno dei pochissimi in Italia. Quindi ha avuto un'evoluzione velocissima, è diventata la terza città, sta quasi per diventare forse a breve diventerà la seconda città in Sardegna, quindi ha una capacità di crescita forte e ha bisogno soprattutto di tutti quei modelli, di tutte quelle tecnologie e di tutti quei sistemi di cui Nicola Farronato ci ha parlato adesso. Quindi è veramente ci ha dato un modello che poi potrà avere anche una applicazione immediata. Io penso per esempio ai nuovi modelli verso i quali gli urbanisti stanno andando, che è la città dei 15 minuti, cioè del fatto di trovare, fare in modo che non più i grandi sistemi che si muovono su auto possano impattare, ma trovare dei microsistemi all'interno delle città, all'interno di 15 minuti pedonali, dove le persone possano trovare tutti i loro servizi. Quindi grazie ancora Nicola Farronato. È il momento adesso di un nostro ormai abitué, componente del Consiglio del Comitato di Indirizzo Scientifico qua di Call to Action, Joseph Ejark, che appunto ci ha fatto tocca il tema del turismo sotto i diversi aspetti. Abbiamo parlato il primo evento di comunicazione, il secondo su analisi dei dati e oggi innovazione sul turismo, e quindi quanto di più centrale c'è. Prego, Joseph. Grazie Carlo. Bene, buongiorno a tutti. Fino adesso abbiamo sentito parlare fondamentalmente di innovazione, ovviamente con la logica delle start-up e con ovviamente un importante a quello che è la parte tecnologica. Mi sentite? Bene, io tenterei di parlare fondamentalmente di un aspetto importante, come innovare nel turismo. Io gli do una mano a alcune start-up che lavorano nel turismo, il Modrone è un esempio, e sempre mi sono chiesto perché il 90% delle start-up che conosco finiscono a fallire, finiscono male. E normalmente facendo un po' l'analisi, diciamo post mortem, te ne rendi conto che generalmente hanno fatto due errori importanti. Il primo, pensare con la sua testa e andare a immaginare proposte, eccetera, che il mercato ancora non è preparato per assumere. Sono nate con delle idee troppo avanzate. L'altro errore è pensare che la innovazione è tecnologia, quando nel turismo la tecnologia è fondamentale,
ma quello che è importante è capire che la tecnologia è un abilitatore. Di che cosa? Del prodotto. Allora, con questa prospettiva tenterei di spiegarvi come si innova il prodotto turistico. E iniziamo a ragionare con... Non funziona. La tecnologia ci ha abbandonato. A proposito. Non hai cambiato la pila? Perché la tecnologia ha bisogno di pile, lo so, sì. Funziona? Ok. Allora, partiamo da una cosa che è importante. Nel turismo cosa facciamo? Nel turismo vendiamo prodotto, un prodotto che va focalizzato a dare soddisfazione a un cliente. Pertanto qui già c'è un problema, c'è una relativa realtà conflittuale fra la nostra proposta turistica e quello che il mercato oggi domanda. Allora, se noi andiamo a osservare le nostre proposte, facciamo un po' il pensiero sardo, ragioniamocelo sulla logica sarda. Che cosa vendiamo generalmente? È un prodotto generalista e standardizzato, cioè noi andiamo a proporre al mercato un'offerta abbastanza standardizzata, dove pensiamo soltanto come operatori turistici che l'innovazione ci serve fondamentalmente per abbattere, per ridurre i costi. E soprattutto quello che noi tentiamo è di avere una proposta più o meno controllata, gestibile, in modo che sia in qualche maniera stabile per andare a tenere sotto controllo i costi. Cioè normalmente applichiamo, ma è giusto, è logico, la tecnologia per controllare o per, diciamo, in qualche maniera abbattere i costi. Ma del problema che abbiamo è che il nostro cliente, quello che vuole è una domanda costante di novità. Cioè quello che abbiamo fatto 3 anni fa ormai è considerato vecchio, pertanto voglio fare delle cose nuove. Non c'è più quel turista, ce ne sono ancora alcuni, ma quel turista che va in quell'albergo da 35 anni perché si trova lo stesso letto, pretende che almeno ogni tanto il materasso se lo cambino. E a questo si aggiunge anche un elemento importante, la domanda di personalizzazione. Cioè oggi non vogliamo essere più il passeggero, diciamo l'utente del posto 17A dell'aereo, ma neanche quello che dorme nella camera 233. Vogliamo che siamo delle persone e abbiamo in qualche maniera, come dire, diciamo, bisogno di essere riconosciuti, e a questo è un elemento fondamentale di innovazione. Ma aggiungiamo, lo sappiamo, lo diciamo tutti, il cliente oggi vuole autenticità. Pertanto continuiamo senza che funzioni, pertanto ho bloccato, dovreste gestirlo voi. Beh, avanti? Siamo nella stessa? Siamo fermi? Tecnologicamente fermi? Allora, partiamo da una premessa importante. Il mercato turistico cambia, è in costante evoluzione. In conseguenza un operatore turistico ricettivo di servizi, guida, eccetera, qualunque, deve di
essere attento a evolversi, a innovare. Perché? Perché quello che noi dobbiamo fare come operatori è comprendere e anticipare i cambiamenti del mercato per avere un fattore di successo che ci permetta avere sia come destinazione come anche come aziende possibilità di continuare a mantenerci nel mercato. Questa è la chiave dell'innovazione. Fondamentalmente perché cambiano le abitudini sociali, la società cambia e si evolve, lo abbiamo visto come conseguenza del Covid, in conseguenza cambiano gli scenari, cambiano le idee anche dei turisti, cioè 15 anni fa la vacanza per definizione era la balneare pura. Oggi è cambiato il mondo, è cambiato le idee, non soltanto si considera come la vacanza ideale quella balneare. Cambiano le abitudini dei turisti, cioè di quello che i turisti fanno durante la sua vacanza e nella destinazione, e in conseguenza dei servizi che pretendono e che utilizzano, ma soprattutto si evolvono fondamentalmente anche i gusti dei nostri clienti. Allora, queste tendenze che sono la base quando si deve innovare. Il problema che noi non dobbiamo più commettere come operatori turistici è essere in una isola, in una bolla, sino che noi dobbiamo rapportarci costantemente e osservare, utilizzando magari le tecnologie, come il mercato sta cambiando. Che cosa vuole il turista? Il nostro turista è esigente, informato, cerca la comodità, soprattutto vuole emozioni e quell'aspetto più importante, oggi richiede valore. Per darle valore, il problema fondamentale, e si è detto prima, è che noi non possiamo più ragionare con la logica della parola turista, se non fondamentalmente che quel turista in realtà è un multiturista, cioè pratica o fa diverse volte nell'arco dell'anno vacanze, ma ovviamente quello stesso soggetto cambia nei servizi e nei prodotti che ha bisogno. In conseguenza, lo stesso soggetto può essere turista balneare in agosto, può diventare nel mese di aprile un turista di outdoor, ma ovviamente sia il tipo di prodotto o di servizio che ha bisogno sono radicalmente diversi. Allora, in conseguenza, se le condizioni e le regole del mercato cambiano, dobbiamo avere una cosa in mente, che la disponibilità di informazione oggi fa sì che i turisti in qualche maniera possano cercare o avere molta più opzione, c'è una maggiore competizione, ma anche il fatto che sono apparsi nuovi produttori, la ricettività, diciamo che tecnicamente si chiama in-house, cioè le case, il famoso Airbnb, o il concetto quello del, diciamo, di voler diventare un local mentre uno fa turismo, ma anche e soprattutto abbiamo anche i nuovi prescriptor, l'esempio l'influencer. A tutto questo si aggiunge qual è la sfida che noi abbiamo. Allora, un operatore turistico non può più ragionare con l'idea che finita la stagione chiudo la baracca e aspetto l'anno prossimo per riaprire la mia struttura, la mia attività e riproporre quello che ho fatto 2, 3, 4 anni fa, perché nel frattempo il mio potenziale cliente sicuramente si è evoluto. In conseguenza, le sfide che tutto operatore turistico deve avere, pensando nella logica dell'innovazione, perché guardate, l'innovazione non è soltanto la tecnologia, cioè l'innovazione del turismo non è tecnologia, è prodotto. In conseguenza noi dobbiamo di leggere e capire i cambiamenti di comportamento dei nostri potenziali clienti, che cosa vuole il cliente, come sta consumando, come si sta comportando nel mercato. In conseguenza dobbiamo di adattare la mia proposta e i servizi alla domanda. Perché? Perché noi dobbiamo differenziarci dai competitor, cioè come lo faccio? Aggiungendo valore costantemente alla mia propria proposta, alla mia propria offerta. Con, e qui è importante l'aspetto dell'innovazione, la vera complicazione è contenere i costi. E lì è dove si tratta fondamentalmente la innovazione dei processi. E soprattutto dobbiamo di innovare, perché non possiamo rimanere fermi, utilizzando la tecnologia, organizzandoci meglio internamente,
i processi di erogazione dei servizi, i prodotti, eccetera, eccetera. Tutto questo con un obiettivo, quello di mantenerci sul mercato. Allora, la domanda è: e perché devo innovare? Questo me lo chiedono spesso gli operatori turistici, soprattutto perché fra gli operatori turistici c'è quello che si chiama la paura al cambiamento. Però questa paura, che in qualche maniera forma parte del DNA degli operatori turistici, man mano deve di essere, come dire, fatta sparire. Perché? Beh, perché noi abbiamo, diciamo, i clienti nostri, tutti noi, abbiamo un bisogno naturale di novità. Oggi tutto quello che è vecchio stufa, non piace. E questo ci comporta che il cliente oggi cerca spasmodicamente, diciamo, il di più. E questo è molto importante quando si tratta della ricettività piuttosto che di diversi servizi turistici. Ma soprattutto perché il fare cose nuove, vedere cose nuove, attività nuove, servizi nuovi è una motivazione costante da parte della domanda, ma soprattutto perché oggi tutti noi, soprattutto le nuove generazioni, che sono quelle che ci devono interessare per continuare a lavorare, cioè i famosi millennial, e adesso comincia a essere importante la Z Generation, c'è una cosa: la ricerca spasmodica dell'effetto wow. Allora, tutti questi elementi sono la base per la quale un operatore turistico deve ragionare e essere attento alla innovazione. Perché si deve innovare? Perché c'è anche una cosa molto importante, che questa, la vita utile di qualunque prodotto turistico si è ridotto enormemente. Cioè, quando io ho iniziato in questo mestiere più di 30 anni fa, la vita media di un prodotto turistico andava dai 10 ai 15 anni. Ok? Oggi non andiamo oltre 3 anni. Vi faccio un esempio. Gli alberghi. Tu costruivi un albergo 30 anni fa e potevi andare tranquillamente per 20 anni senza modificare niente. Se eri un po' bravo, le davi il bianco ogni stagione e andava benissimo. Oggi un albergo, se dopo 3-5 anni non gli fai un bel restyling, sei morto. E questo va legato a quello che vi dicevo prima. Pertanto, la vita di un prodotto, per quanto tu sei stato un genio e lo hai creato, sappi che prima o poi te lo copiano. Ma soprattutto il fatto che il mercato dopo un po' lo vede come vecchio. Cioè c'è quello che si chiama anche l'obsolescenza del timing market, cioè del tempo che tu stai già nel mercato. Pertanto la tua proposta ormai, come dire, non genera né interesse perché mentalmente è percepita come già vista, ok? Qui vedete la grafica che è molto chiara, cioè diciamo nel momento un prodotto turistico ha queste 4 fasi, pertanto prima o poi, ma soprattutto come dicevo oggi si è ridotto questa finestra, fa sì che sia necessario introdurre delle innovazioni piccole o grandi per continuare a essere nel mercato. E arriviamo a un punto. Questa è la innovazione più banale che io ho visto nella mia vita nel turismo. Ok? Vi racconto una cosa. Nel lontano lontano 2002 sono andato in un posto in Inghilterra che è perso in metà del nulla, in un aeroporto che si chiama East Midlands. La città più vicina è 50 km. Sono andato lì perché allora c'era una compagnia aerea che oggi è morta, che si chiamava British Midlands. Aveva inventato una low cost che si chiamava Be My Baby. Allora sono andato lì a parlare con loro per convincerli di mettere un collegamento diretto fra Londra con Torino. Arrivare a East Midlands è stato, ci ho messo un giorno e mezzo. Sono arrivato nel tardo pomeriggio, ovviamente avevo l'appuntamento il giorno dopo,
e ho dormito nell'unico albergo che all'epoca c'era nell'aeroporto, perso a metà del nulla. Come vi dicevo prima, un Hilton. Sono entrato e mi sono trovato, per la mia grande sorpresa, una bottiglia d'acqua con il cartellino: caro cliente, arrivare qua sicuramente è stato arduo. Questo è il nostro omaggio, per ringraziarli, se la goda. Io ho detto, questi sono dei geni, perché era la prima volta che io vedevo che qualcuno mi regalava una bottiglia di acqua. In conseguenza, la innovazione più banale che c'è stato nel mondo alberghiero è quello di metterti l'acqua gratis, che è quello che voi vedete qua. Questo ha portato un'evoluzione. Ha portato un'evoluzione che una catena alberghiera, oggi integrata in Marriott, AC, ha detto, sai che, come normalmente il problema che abbiamo nei frigobar è che la gente consuma e per non pagare riempie, e che anche succedeva spesso che nelle bottiglie di birra vuote mettevano qualcosa di giallo che non era acqua, ok? E creava un sacco di problemi. Hanno detto, sai cosa facciamo? Già che la gente mi paga 200-250 euro per dormire nella mia camera, chi cavolo se ne frega che bevano acqua e le arachidi, piuttosto che le regaliamo. Pertanto c'è stata una innovazione. E oggi l'altra innovazione, e questo più o meno, io ho dormito oggi in un albergo normale qua in Olbia, e ho visto che c'era l'acqua, c'era la Coca-Cola gratis. Cioè, non lo so se era gratis perché non c'era nessun cartello che mi dicesse che fosse gratis, ma neanche che costasse. Pertanto ho dedotto che era gratis. Lì hanno fatto un errore di marketing, perché dovrebbero dirmelo, ok? Però lasciamolo stare così. L'altra grande innovazione nella quale oggi ci stanno lavorando tutti è fondamentalmente quella di metterti in camera la macchinetta e il bollitore per il caffè. Allora, che cosa vi sto dicendo fondamentalmente? Che l'innovazione non necessariamente devono essere grandi operazioni tecnologiche, ma neanche dobbiamo intendere l'innovazione come trasformazioni radicali. Faccio un altro esempio, si vede poco qua. Che cosa abbiamo qua? Molto semplice, il fatto che abbiamo alberghi che stanno andando già oltre, cioè tutte le bevande che tu ti prenderai nell'arco del tempo che tu stai qua sono gratis. In realtà non è che siano gratis, vanno messe nel prezzo complessivo, ma questo ti permette di presentarti al mercato in qualche maniera come innovatore. Ma andiamo avanti, ci sono altri casi interessanti. La sfida dell'innovazione è quello di ragionare che per innovare nel turismo non si deve ragionare sul fatto che è una nuova invenzione. Vi faccio un altro esempio. Anzi, lo chiedo ai ragazzi giovani. Ryanair ha fatto una grande innovazione con il modello low cost. Cosa ne pensate? Sì, vero? Bene, vi do una brutta notizia. No. Perché? Perché Ryanair l'unica cosa che ha fatto è stato copiare un modello che si chiama Southwest, cioè chi ha inventato il low cost è una compagnia aerea americana che da più di 50 anni che sta volando con questo business model. Il signor Michael O'Leary, che io conosco bene, è stato un mio amico, ok? Ha inventato Ryanair per due ragioni. La prima perché quando ha finito di fare la laurea a Dublino è andato a fare le stage a Texas in Southwest. Quando ha visto questo ha detto figata. È rientrato e ha convinto un signore che si chiamava Michael Ryanair che il suo mestiere non era altro che fare il leasing di aerei. Il suo business era quello. Pertanto lui non ha innovato, o meglio detto, non ha inventato niente. Ha preso il modello Southwest, lo ha adeguato alla realtà allora britannica, irlandese, e lo ha applicato sul mercato. Pertanto non necessariamente dobbiamo ragionare per innovare, a inventare o a stravolgere. Secondo, e questo è molto importante, toglietevi ragazzi la logica che dovete essere gli unici nel mondo.
Perché il problema che voi vi potete trovare nel turismo, siete gli unici nel mondo, è che il mercato non vi capisca o che arrivate troppo presto. Pertanto questo è molto importante, diciamo, alla logica del time to market. Ma soprattutto spesso che nel turismo la innovazione si fa ricombinando, riorganizzando, rimescolando gli elementi che già hai tu e con i quali hai fatto, cioè si tratta di configurarli o riconfigurarli d'accordo con l'evoluzione del mercato. E su questo arriviamo a quali sono i pilastri dell'innovazione del turismo. Sono 3 e vanno per questo ordine: prodotto, marketing, tecnologia. Ribadisco, l'errore che spesso fanno nel turismo le start-up è iniziare con la tecnologia, quando se nella base non hai il prodotto, perché il cliente ti compra il prodotto. Ok? Pertanto l'innovazione turistica in realtà comprende tutti, diciamo, almeno uno di questi 3 elementi che ci serve fondamentalmente per introdurre una novità nel nostro business. E in conseguenza dobbiamo ragionare che in realtà nell'ambito dell'innovazione turistica non siamo soltanto noi dobbiamo innovare a partire da quello che il cliente sta domandando. E arriviamo a un punto importante, che in realtà un prodotto turistico, o meglio detto un operatore turistico, non è solo al mercato. Il cliente o il turista quando sceglie o quando cerca, in realtà cerca la destinazione. Perché ci sia innovazione nella proposta, l'idea del concetto del wow è che a monte deve essere la destinazione in qualche maniera, diciamo, innovatore, che ci colleghiamo sull'aspetto delle città innovatrici, eccetera. Detto questo, partiamo da un concetto, che la destinazione in realtà è un prodotto e questo è il compito di chi deve occuparsi della gestione turistica della destinazione. La innovazione implica, nel caso del turismo, il fatto di rendere fruibile le attrattive turistiche della destinazione e qui mi posso appoggiare a creare prodotto, a utilizzare la tecnologia o strumenti tecnologici per dare una diciamo, maggiore, non novità, maggiore capacità o facilità di fruizione delle mie attrattive, che sono la ragione per la quale un turista ci sceglie. Questo ci porta a che la innovazione oggi nelle destinazioni turistiche, più che fare app, siti web, eccetera, eccetera, parte dalla logica di costruire prodotti turistici di sistema. E questo ci porta, cioè, che cosa deve fare una destinazione? Fondamentalmente deve lavorare su organizzare in modo fruibile la informazione. Cioè, qui vedete la immagine del solito punto di informazione con turistica presenziale, che però ha un problema, che normalmente sono aperti soltanto durante la stagione, mentre che il turista oggi vuole la informazione quando si trova a casa. Pertanto devo sfruttare la tecnologia per fare un'accoglienza turistica 365 giorni. Ma anche devo ragionare innovando, creando magari un'app che in realtà deve avere la funzione di essere un catalogo di tutti i servizi e le offerte turistiche che un turista si può trovare, ma magari utilizzando il fatto di diciamo, di utilizzare WhatsApp come esempio per attendere le domande dei turisti quando è in destinazione. Ma soprattutto devo ragionare sulla innovazione per quanto riguarda a nuovi prodotti turistici, cioè il mercato cambia, si evolve, chiede sempre di più. E qualcuno mi dirà, c'è qui una signora che ha un albergo che già lo so che dopo mi prendi, sì, ma come faccio io? Lo so che dopo verrai tu. Ok, bene. Ma il ragionamento è che lei deve innovare la sua struttura, ma soprattutto deve crearmi il prodotto, cioè deve intendere, come tutti gli operatori della ricettività, che ormai un albergo non è un prodotto, è un servizio, il prodotto si trova fuori. Pertanto innoviamo cominciando a creare o a mettermi d'accordo con operatori non ricettivi per creare il prodotto. Questo vuole dire fondamentalmente lavorare in logica della rete di destinazione, cioè
la destinazione deve lavorare per stimolare formule e meccanismi di cooperazione e collaborazione in modo da sviluppare il cosiddetto prodotto destinazione, cioè la proposta con la quale la destinazione si propone al mercato e a cascata, che si fa a cascata, ma in senso inverso, cioè logica di piramide inversa, permette in qualche maniera con i prodotti che gli operatori creano dare una diciamo reason why per la quale i turisti devono scegliere. La rete destinazione è il modello che si sta tentando di applicare nel caso concreto della Gallura, per esempio, non è altro che stabilire delle standard minimi piuttosto che in qualche maniera, per esempio, la turnazione di aperture, cioè, faccio un esempio, uno dei problemi della Gallura, che finita la stagione qua non si trova dove dormire, ok? O non si trova dove mangiare. Pertanto, se io voglio attirare turisti magari in bassa stagione, magari posso stabilire tramite la logica delle reti di destinazione un'innovazione, cioè la turnazione nelle aperture o in altri sistemi. Cioè l'innovazione, ribadisco, non devono essere stravolgimenti. L'innovazione del turismo è riconfigurazione e riorganizzazione. Ma, per esempio, stimolando partnership fra i diversi attori locali, come hanno fatto nel caso della Liguria, o, per esempio, come vedete, quello che stanno facendo in Ischia, nell'altopiano di Asiago, in Emilia, eccetera, eccetera. Bene, arrivati a questo punto, dobbiamo andare a vedere come si fa l'innovazione per le aziende. Allora, l'innovazione dell'offerta turistica viene considerata nel fatto che a monte ci sono gli operatori che sono quelli che fanno il prodotto, ma loro per innovare oggi devono ragionare sul fatto che devono differenziare partendo da quello che il mercato vuole, cioè il concetto dell'autenticità. Questo ci porta alla necessaria innovazione di prodotto e ovviamente ci porterà, mettendo insieme ambi fattori o ambi componenti, a quello che si chiama il prodotto turistico esperienziale. Pertanto, ribadisco, la innovazione tecnologica non passa necessariamente per introdurre la tecnologia, passa per utilizzare la tecnologia per garantire o per facilitare la fruizione, ma anche quello che è in qualche maniera la facilitazione dell'aspettativa turistica. Come un'azienda deve innovare? Sono 5 passaggi fondamentali. 1. Iniziamo a conoscere le attrattive turistiche che abbiamo sul territorio. Ma questo è facile. Quello che è meno facile è tentare di immaginare a cosa servono quelle attrattive. Volete che io faccia un minimo di mappatura, ma soprattutto me le devo guardare con una prospettiva dell'utilizzo che un turista può fare. Ipotizziamo una destinazione balneare, ne abbiamo tante qua. Teoricamente il balneare puro è, andiamo alle spiagge, cioè il mare famiglia. Sì, ma magari il mio albergo che ha determinate caratteristiche lo posso strutturare soltanto per quello che si chiama il mare coppie o per il target diciamo delle coppie. Pertanto magari il mio albergo diventa un albergo adults only, soltanto per adulti. Già è un'innovazione. E qual è il vantaggio dell'innovazione o questa innovazione? Beh, che un albergo adults only ha le tariffe medie dal 20 al 30% più alte dell'albergo classico per famiglie. A questo devo capire che il mare, le mie spiagge mi servono magari per sviluppare il turismo nautico o per sviluppare attività o servizi o un prodotto turistico incentrato nel well-being. Ma per far questo devo di capire e conoscere qual è il mio turista ideale. Cioè, noi siamo abituati, operatori turistici, a dire, sempre diciamo la stessa pappardella, noi vogliamo il turista di qualità. Ok? Ma in realtà prendiamo quello che arriva. D'accordo? Allora, il ragionamento è che per creare e innovare un prodotto o un mio servizio devo avere molto chiaro a che tipo di turista mi interessa, lo quale mi serve per strutturare bene la mia innovazione o riconfigurazione. Devo ragionare su che cosa le piace, che cosa fa quando è in destinazione,
che cosa farebbe se io le proponessi determinate cose? Cioè devo mettermi nei panni del turista, cosa che normalmente purtroppo non facciamo. E l'esempio è che in realtà noi ragioniamo con la logica del mercato, ma questa è un'analisi molto interessante. Qui abbiamo la segmentazione di viaggiatori nel caso italiano, cioè in Italia abbiamo un potenziale di 50 milioni di persone che possono viaggiare. E vedete che fondamentalmente abbiamo il turista appassionato a fare i viaggi, ma che ha un budget limitato, che rappresenta nei 17 milioni il 34% della popolazione. Dopo abbiamo gli appassionati che hanno un budget limitato, 32%, eccetera. Cioè comincio a capire che tipo di cliente vorrei. E attenzione, se quel cliente che io vorrei ha il sufficiente volume per garantirmi redditività. E come facciamo l'ispirazione? Allora, sfratiamo un mito. Per innovare non è necessario essere un genio. E Steve Jobs ce ne sono stati pochi nella vita. Ok? Quello che devo fare è cercare ispirazione. Come lo faccio? Facendo una cosa che si chiama benchmark della concorrenza. Quando io ero giovane si chiamava copiare. Adesso lo chiamiamo benchmark. Fa figo, ecco. Soprattutto devo andare a spiare le proposte di altri. Cosa fanno? Come lo organizzano? Come lo gestiscono? Perché quello non è che io devo copiare papale, ma mi può servire per prendere delle ispirazioni o per ragionare a partire da quello che io ho e posso fare per in qualche maniera innovare la mia proposta, e questo mi porta a uscire dalla mia propria logica, cioè a uscire da quella logica di si è fatto sempre così, perché quando uno dice si è fatto sempre così è la strada più veloce senza rendertene conto al disastro, perché non è che il mercato ti avvisa dicendo guarda che non mi piaci più, un giorno non arriva più quel turista o quelli turisti. Pertanto dobbiamo ragionare con la logica di essere sempre molto attenti e con una logica, o tentando di uscire dalla nostra prospettiva. Dobbiamo pensare in logica di cliente. Un prodotto turistico deve avere 4 elementi. Singolarietà, questo è molto importante, non è che deve di averlo per forza, il mio cliente deve di capire o percepire che è così. Deve essere singolare, cioè che non si possa ripetere normalmente, in modo che scelga noi, perché non è che lo trova tanto facilmente dall'altra parte da altri operatori. Deve avere l'esclusività, cioè la percezione che è una cosa che si possono sfruttare in pochi. Vi spiego l'esempio, ipotizziamo che portiamo a vedere come si pesca, puoi andare con un grande barcone come succede per esempio alla Maddalena, dove ci sono le barche di quello che io chiamo le spaghettari, dove ti mettono 200 persone, ti fanno il giro e ti portano a fare la nuotatina. Qual è il valore percepito? Poco. Se però ti porto a vedere in gruppetti di 10, è ovvio che il costo è diverso, ma è ovvio che il cliente paga molto di più. Perché? Perché ha la sensazione di questo concetto di esclusività, ma soprattutto la personalizzazione che deve di corrispondere, o il cliente deve rispondere a che quello che le stai proponendo corrisponde a quello che lui vuole. E per finire devo di pensare sul fatto che un prodotto turistico generalista in realtà si è indifferenziato, ha poca possibilità di successo, perché il mercato oggi non ragiona così. E qui vedete, pensiamo che magari lo stesso prodotto in realtà con piccoli accorgimenti e riconfigurazioni mi può servire per diversi segmenti di mercato. E ragioniamo su questa logica, che l'elemento di base nel turismo, il nostro business turistico si basa sulla standardizzazione, ma è esattamente quello che il cliente oggi non vuole. In conseguenza la innovazione turistica passa per essere capaci di avere un prodotto standardizzato che mi permette un buon controllo della gestione, un buon controllo dei costi, ma soprattutto che sia percepito dal cliente come se fosse a misura.
L'esempio è molto chiaro, la Coca-Cola. La Coca-Cola è un prodotto di base che sono stati dei geni perché mi hanno creato prodotti con minime variazioni, sempre di Coca-Cola si tratta, adeguati ai bambini come la Life, la Coca-Cola normale, la Coca-Cola Zero per Millennials e Z Generation e la Coca-Cola Light fondamentalmente per quello che è il prodotto femminile, la domanda femminile. In realtà il prodotto è sempre uno, la Coca-Cola. Minime riconfigurazioni hanno fatto che loro possono creare una proposta per ogni target e a questo è percepita dal cliente come una roba o come una proposta assolutamente personalizzata. In conseguenza la chiave della formula della innovazione turistica, almeno quella che io utilizzo, passa da questa logica, cioè un prodotto turistico innovativo significa che dobbiamo partire dalle aspettative che un turista ha con la realtà che noi le possiamo dare. Okay? Il risultato fa sì che noi dobbiamo lavorare fondamentalmente il fatto che lui abbia, a partire dalle aspettative, una maggiore realtà, cioè che abbia nella sua mente il concetto di wow, sì, è vero, mi sono divertito, mi hanno dato di più di quello che ho pagato, di più di quello che ho percepito e che le aspettative risultanti siano minori di quelle che aveva all'inizio. Questo alla fine ti porta a un risultato finale, la soddisfazione. E in conseguenza vorrà dire che la innovazione del prodotto, del servizio turistico che abbiamo strutturato ha portato dei benefici e ha portato in qualche maniera dei risultati positivi. Mi fermo qua, grazie. Grazie Joseph per tutti gli spunti molto interessanti, ci ha appunto spiegato come poter fare innovazione proprio pensando al prodotto e quindi è uno degli obiettivi importanti. Ci fermiamo per un'ora e un quarto, riprendiamo alle 2:30, un'informazione importante per i ragazzi e per gli studenti. C'è una convenzione a 5 euro, avete la possibilità di fermarvi qui a pranzo e mangiare per 5 euro, una convenzione con la struttura che c'è qua giù, anche perché nel pomeriggio ci saranno una serie di cose interessanti, in particolare avremo insomma, sia con Gianluigi Tiddia che con altri soggetti, vedo che ormai i ragazzi hanno fame, va bene, ci vediamo alle 2:30 qui. Vai. Ho cercato.